Buongiorno e buon martedì 27 giugno, ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3, insieme anche oggi tante le notizie da raccontarvi, poi avremo nella seconda parte spazio per approfondire diverse tematiche, da quelle del lavoro alla solidarietà, ma come sempre in primo piano c'è la cronaca, ma come ogni martedì partiamo con il sondaggio di oggi su uno dei temi più discussi e di cui torneremo a parlare anche nel corso di questa prima edizione. Questo è il quesito al quale vi chiediamo di rispondere: cambio di sesso e diritti civili, giusta la linea di Zaia? Se la vostra risposta è sì, il numero è lo 0422 16 691, 0422 16 690. Se la risposta è no, la chiamata è gratuita e l'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring in diretta a partire dalle 21:15. Come detto, in primo piano come sempre la cronaca. Naturalmente oggi ad aprire questa nostra edizione è l'omicidio. Si tratta del quarto omicidio nella Marca trevigiana in meno di 2 mesi ed è quello accaduto a Conegliano, vittima Margherita Ceschin, 72 anni, trovata senza vita sabato sul divano della sua abitazione. Sembrava inizialmente una morte naturale per infarto, poi ieri l'esito dell'autopsia che ha completamente stravolto lo scenario della vicenda. Dovremmo avere in collegamento il sindaco di Conegliano, abbiamo già Fabio Chies. Buongiorno sindaco, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora sindaco, se è d'accordo ripercorriamo insieme con il servizio della collega Daniela Sizia la cronaca della giornata di ieri e poi andiamo con lo sconcerto, lo shock di un'intera comunità per quanto accaduto. Ricostruiamo la giornata di ieri nel servizio di Daniela Sizia. Colpita alla testa e forse soffocata coprendole in naso e bocca. Sarebbe emerso questo dall'esame autoptico su Margherita Ceschin. La 72enne, insomma, sarebbe stata uccisa, forse mentre stava dormendo sul divano. Ed è lì che è stata trovata ancora in pigiama. Il suo cuore ha cessato di battere tra venerdì e sabato. La grondaia staccata, storta, come se qualcuno si fosse aiutato per arrampicarsi e raggiungere il terrazzo. Se qualcuno è salito là, adesso non si sa comunque. Adesso stanno facendo le indagini, quindi... Certo che fa pensare una cosa del genere. Fa pensare più che altro per la criminalità che c'è qua a Conegliano. Paura un po'? Sì, indubbiamente sì. La camera sottosopra, i cassetti aperti, il materasso capovolto ed il portafoglio della vittima sparito. Un ladro avrebbe fatto irruzione nella casa della 72enne. Forse Margherita lo ha sorpreso e sarebbe stata colpita. I carabinieri stanno indagando. L'appartamento in via 28 aprile è sotto sequestro. Questo signore abita qualche piano sopra. La sera guardo la televisione in una stanza parecchio al di là, quindi non mi sono neanche accorto di cosa succedeva. Andando a letto ho sentito parlare sotto, ma c'erano già carabinieri, eccetera, quindi ormai era già successo quel che doveva succedere da parecchio, insomma. Margherita abitava da sola in questa casa. Venerdì aveva incontrato le amiche, poi era rientrata con la promessa di vedersi per una pizza il sabato sera, ma quell'appuntamento la 72enne non è mai arrivata. Ed è questo che ha fatto scattare l'allarme. Non vedendola, le amiche hanno provato a contattarla più volte. Poi si sono preoccupate, si sono rivolte ai familiari e ad un vicino che attraverso una scala è entrato nell'appartamento. Margherita era già morta. Nessuno avrebbe mai pensato ad un epilogo così drammatico. Le indagini serrate dei carabinieri alla ricerca del killer, sotto shock i residenti della palazzina che parlano della 72enne come una donna solare e tranquilla. Una persona tranquilla, sì, per carità. La vedevo sempre fuori qua nel terrazzo. Purtroppo è andata così. Era una signora simpatica, più o meno, no, anzi più giovane, abbastanza più giovane di me, ecco, comunque sì e no, però la salutavo e basta, insomma. E questa dunque è la ricostruzione. Sindaco Chies, si ipotizzava inizialmente che fosse una morte naturale, poi ieri l'esito per voi scioccante dell'autopsia e quindi questi contorni drammatici per la morte di Margherita Ceschin. Sarebbe stata prima colpita
con un corpo contundente e poi soffocata fino addirittura a sfondarle il torace. Assolutamente sì, l'evolversi delle indagini ha portato a cambiare completamente lo scenario che ha visto morire questa signora, e siamo rimasti tutti scioccati perché non ci aspettavamo assolutamente una ricostruzione di questo tipo. E quello che ci auguriamo oggi, guarda, io sono in stretto contatto con tutte le forze dell'ordine, ovviamente ci scambiamo le informazioni, però la cosa che la cittadinanza si aspetta in questo momento è che se questo fosse, come ormai pensiamo, un omicidio, le persone che l'hanno compiuto vengano assicurate quanto prima alla giustizia, e soprattutto che ci siano delle leggi in Italia che poi facciano in modo che queste persone rimangano in galera e non ci ritroviamo per strada sul nostro territorio poco tempo dopo. Tra l'altro anche sullo scenario si sta ancora ipotizzando varie differenti ipotesi, però quella che ci si possa essere applicati dall'esterno, visto che non ci sono segni di effrazione sulle porte, sembra effettivamente lo scenario più plausibile. Certo che è inquietante pensare che le rapine che d'estate magari si svolgono con i topi d'appartamento che si intrufolano dall'esterno anche attraverso le grondaie, come potrebbe essere stato in questo caso, poi sfocino in atti criminali di questo tipo. Questa è un'escalation di violenza che assolutamente non possiamo permetterci che esista. Si ritrova nelle parole di quel cittadino che ha detto, vista la criminalità che c'è qui a Conegliano, in qualche modo sì, stupito, ma fino a un certo punto. Si può parlare di un episodio isolato o c'è davvero un allarme criminalità nel vostro territorio, Sindaco? Riguardo i furti che avvengono d'estate, di solito sono fatti da bande che si spostano all'interno del territorio da una città all'altra, per cui diciamo questo è un fatto che purtroppo negli ultimi anni è successo sul nostro territorio, sul territorio vasto, più volte. Esempi di questo tipo però no, assolutamente, cioè, non sono mai successi a Conegliano, non ricordo un episodio di questo tipo. Tra l'altro non riguarda magari questioni legate a baby gang o giovani, per le quali negli ultimi mesi, grazie anche all'intervento delle forze dell'ordine, abbiamo visto migliorare di molto la situazione. È un episodio che nessuno di noi si aspettava veramente, un fulmine a ciel sereno, tant'è che dalle prime ricostruzioni non sembrava nulla di tutto questo. Il fatto, l'ipotesi è quella della possibile rapina, poi sfociata con l'omicidio. Certo, le indagini adesso vanno avanti, ci saranno i rilievi dei carabinieri, nei prossimi giorni sarà la volta dei carabinieri del RIS alla ricerca di tracce, possibili tracce lasciate dai responsabili. Certo che colpisce la violenza, perché se davvero dovesse essere confermato che prima la signora Margherita è stata colpita e poi addirittura soffocata, quindi c'è stato un accanimento anche verso la vittima. Sì, se questo fosse lo scenario preoccupa molto. Devo dire che, come ho detto prima, spero che venga assicurata la giustizia quanto prima, ma soprattutto che le leggi italiane permettano che queste persone rimangano in galera e non escano più, perché non è possibile vedere che succedono fatti di questo tipo. Si diceva degli omicidi che sono avvenuti nella Marca nell'ultimo mese, e poi magari le persone vengono identificate e dopo qualche anno le ritroviamo di nuovo a piede libero. Ecco, noi amministratori chiediamo questo soprattutto, cioè chiediamo che ci sia certezza della pena, che queste persone, dopo l'ottimo lavoro che solitamente fanno le forze dell'ordine, vengano comunque tenute in galera e non possano rivedere la luce, perché altrimenti ci ritroviamo purtroppo magari a piangere altre persone o a verificare che le persone che commettono questi crimini magari erano state incriminate anche qualche anno fa, sono state in galera un po' di tempo e poi vengono rilasciate. Ecco, queste sono le cose che penso che alla popolazione diano più fastidio. Sindaco, lo abbiamo detto in apertura, lo ha ribadito lei, da sindaco e da cittadino. Siamo di fronte al quarto omicidio, alla quinta vittima assassinata nella Marca in meno di 2 mesi, in quella che dovrebbe essere sempre stata descritta come una provincia tranquilla. Statisticamente siamo di fronte ad un fenomeno davvero particolare e preoccupante. Assolutamente sì, perché i dati dello scorso anno ci danno come una delle province meno violente d'Italia e uno dei territori sicuramente dove la qualità della vita è molto alta, però questo inevitabilmente porta anche all'azione di alcuni ladri che si spostano poi da un'abitazione all'altra. Questo bisogna assolutamente evitarlo, bisogna dire alle persone, soprattutto alle persone che vivono da sole
o alle persone anziane di tenere chiuse le case, di non aprire alle persone se non le conoscono. Poi purtroppo adesso dovremo esaminare con calma anche quali sono le dinamiche di questo fatto che è avvenuto. Però ripeto, quello che più mi sconcerta è che vediamo che molte di queste persone poi vengono arrestate, inevitabilmente qualche mese o qualche anno dopo ce le ritroviamo lungo le strade del nostro territorio. Io e altri amministratori abbiamo chiesto e stiamo chiedendo con forza che vengano cambiate le norme e che il legislatore tenga in considerazione che noi vogliamo vivere tranquilli, non possiamo permetterci di avere persone a piede libero di questo tipo che magari per compiere una rapina poi commettono atti drammatici e rovinano famiglie come quello che è successo in questo caso. A proposito di famiglie, lei ha avuto modo, dopo la svolta determinata dall'autopsia, di sentire i familiari della signora Margherita? Io ho avuto modo di sentire la figlia questa mattina, mi sono ripromesso di risentirla nel pomeriggio, ovviamente era distrutta dal dolore, abbiamo scambiato poche parole, le ho portato il cordoglio e la vicinanza di tutta la città, una città che si ritrova veramente attonita di fronte a un atto che non è in grado di riconoscere, di capire, perché ripeto, sui nostri territori atti di questo tipo non siamo abituati ad averne. Però come ha detto lei giustamente, 4 omicidi, 5 persone morte, 4 casi, 5 persone morte negli ultimi 20 giorni all'interno della Marca, oltre ad accoltellamenti ed altre cose che ho visto succedere in altri comuni. Questo ci fa capire come non bisogna abbassare l'attenzione. Tra l'altro noi abbiamo chiesto alle forze dell'ordine di presidiare in maniera efficace ed efficiente il territorio con tutte le forze che hanno a disposizione. Anche qui si apre un capitolo fondamentale, cioè il fatto che le forze dell'ordine abbiano oggi pochi uomini a disposizione, molto meno di quelli di cui avremmo bisogno, siamo sotto organico, e anche questa è una richiesta che tutti gli amministratori locali, in particolare chi ha le caserme o la stazione dei vigili, dei carabinieri e della polizia di Stato, ha chiesto, cioè dobbiamo incrementare gli organici e permettere alle forze dell'ordine di essere più presenti. Ripeto, a Conegliano negli ultimi mesi abbiamo visto un presidio del territorio importante che ha portato a ridurre di molto gli atti vandalici, quelli relativi alle baby gang giovanili. Negli ultimi mesi fortunatamente questo non si è più visto, però atti come quello che sono successi alla signora sono incommentabili. Non so neanche quanto facile sia per chi fa le indagini riuscire a ricostruire tutto, ma quello che richiediamo noi amministratori, che richiede la cittadinanza, è di assicurare quanto prima la giustizia a queste persone e soprattutto tenerle in galera dopo. Quella della certezza della pena lo ha ribadito più volte il sindaco, immagino sia un pensiero più che condivisibile. Sindaco Chies, grazie davvero per essere intervenuto e torneremo ad aggiornarci presto con lei. Grazie al sindaco di Conegliano Fabio Chies. Grazie a voi e buona giornata a tutti i telespettatori. Grazie, buon lavoro sindaco. E tra pochissimo torneremo a collegarci con Daniela Sizzia dal Tribunale di Treviso per tutti gli aggiornamenti su questo caso dalla Procura, con l'intervista anche al capo della Procura Martani. Noi continuiamo con la cronaca, con un'operazione della Guardia di Finanza di Venezia insieme alla Procura della Repubblica di Firenze che hanno permesso di sottoporre a sequestro crediti fittizi da super bonus del 110% per un controvalore di oltre 9 milioni e mezzo di euro in fase di imminente liquidazione, che erano stati gonfiati da parte di una società nella fase della cessione. Le indagini portate avanti dalla compagnia di Mirano sono nate dalla segnalazione di alcuni cittadini veneziani che avevano effettuato alcuni lavori di ristrutturazione proprio grazie al superbonus 110% sulla spesa sostenuta. Controllando il proprio cassetto fiscale avevano però scoperto che gli importi dei loro crediti edilizi erano stati ceduti dopo essere stati duplicati o addirittura triplicati di valore a società diverse da quelle che realmente avevano realizzato i lavori. E a proposito di finanza, si sono celebrati i 249 anni di storia in occasione della cerimonia al Sant'Artemio. Il Comando Provinciale di Treviso ha diffuso i dati sul lavoro svolto che tracciano un quadro preoccupante degli illeciti finanziari nella provincia di Treviso.
Dal punto di vista investigativo, la circostanza che in questa provincia si siano insediati dei veri e propri hub, dei centri di servizi illeciti gestiti da professionisti che definire borderline è poco, dei professionisti sicuramente opachi che si sono prestati ad agevolare queste frodi commesse da parte di soggetti non solo del Trevigiano ma anche del resto della regione del Veneto e addirittura fuori da questa regione. Uno sforzo investigativo senza precedenti, quello che ha permesso alla Guardia di Finanza di Treviso di intercettare ben 270 milioni di euro in crediti d'imposta fittizi, 124 dei quali già sequestrati. Una vera e propria guerra contro le truffe del Superbonus 110 che nella Marca sono diventate un fenomeno consolidato, tanto da generare in diversi casi un problema sociale, con persone letteralmente sfrattate dalle proprie case rese inagibili da lavori iniziati e mai finiti. Dal punto di vista umano anche dispiacere è la situazione di tantissime persone che intendevano avvalersi del Superbonus 110% per ristrutturare casa, però sono stati vittime di frodi, quindi si sono trovati con dei lavori avviati ma mai eseguiti. Un lavoro importante che va ad aggiungersi a quello tuttora in corso di monitoraggio delle opere in appalto nella Marca, dove il PNRR verserà 400 milioni di euro. Adesso viene la parte più importante, che sarà quella di lavorare insieme in stretta collaborazione con i comuni per scongiurare ogni rischio di cattivo impiego o malversazione di questi fondi. Le frodi scoperte ai danni delle risorse dell'Unione Europea ammontano ad oltre 4 milioni e mezzo di euro, 27 milioni quelle relative ai finanziamenti nazionali, spesa previdenziale e assistenziale, 80 i controlli mirati in materia di reddito di cittadinanza. Nel bilancio del comando che proietta il corpo verso il prossimo importante anniversario, i 250 anni della fondazione, anche il lavoro per scovare i grandi evasori, 272 quelli stanati dall'inizio del 2022. Le truffe finanziarie legate al mercato delle criptovalute e i reati fallimentari, 277 le persone denunciate. Occhi sempre puntati sulle aziende cinesi del settore manifatturiero, capaci di eludere i controlli e bypassare le norme vigenti con il meccanismo delle società apri e chiudi. In materia di riciclaggio, la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 10 milioni di euro, oltre 390 le segnalazioni di operazioni sospette, questo solo nella Marca trevigiana. Incidente lungo la regionale del Santo a Padova, coinvolti un furgoncino e una vettura, il bilancio è di 2 feriti. Incidente ieri pomeriggio verso le 18:30 lungo la strada regionale 308 nel territorio del comune di Loreggia, nell'Alta Padovana. Uno scontro frontale tra un autocarro guidato da un cittadino rumeno di 42 anni e una vettura condotta da una donna 32enne di Castelfranco Veneto. Da una prima ricostruzione della polizia locale della Federazione del Campo Sampierese, intervenuta sul posto per i rilievi, la vettura, che proveniva da Padova e andava verso Castelfranco, condotta da una 32enne, ha invaso la corsia di marcia andando a scontrarsi contro il furgoncino che ha cercato di evitare la collisione senza però riuscirci. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Soccorsi dal personale del SUEM 118 sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Campo San Piero, non in gravi condizioni. Intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli. Lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia. La polizia locale ha quindi deviato il traffico facendo uscire le auto a Campo San Piero e a Loreggia. Sono stati richiesti esami tossicologici per entrambi i conducenti. Restiamo nel Padovano con l'operazione dei carabinieri di Piove di Sacco che hanno sgominato una banda di predoni che hanno razziato negozi e case in tutto il Veneto. L'auto sfonda la porta del negozio, poi l'azione fulminea ripresa dalla telecamera. I ladri entrano e fanno razzia. Quando non utilizzavano le auto come arieti, sfondavano le vetrine a colpi di martello o tagliavano le saracinesche ed entravano dai pertugi. 17 furti in attività commerciale, 9 furti di auto, 4 assalti a supermercati. In 3 mesi la banda di predoni, sgominata dai carabinieri di Piove di Sacco, ha compiuto colpi in tutto il Veneto, da Padova a Verona, da Venezia a Treviso, passando per Vicenza.
si sono spinti anche in provincia di Pordenone. In carcere un 40enne moldavo ritenuto essere il capo della banda e un 25enne romeno. Obbligo di dimora per un complice moldavo e per 2 donne sempre moldave che facevano la guardia al covo della banda trovata a Sant'Angelo di Piove nel Padovano. L'indagine è partita dopo il furto di 3 veicoli in una concessionaria di Cittadella e in una ditta di Casale sul Sile. I carabinieri hanno ricostruito i movimenti della banda grazie al monitoraggio delle targhe delle auto rubate. L'indagine parte dal monitoraggio di alcune vetture rubate che ci risultavano apparire sui lettori targhe e che venivano sempre anticipate o precedute da delle macchine pulite che venivano usate appunto in esito ai furti d'appoggio. Da ottobre a dicembre 2022 i furti si sono susseguiti, obiettivi preferiti, stazioni di servizio, tabaccherie e supermercati, come il colpo in un alimentare di Fiesto d'Artico dove hanno sradicato la cassa automatica. La banda si spostava anche fuori regione. Per 2 volte in provincia di Arezzo ed in provincia di Verona, una volta hanno abbandonato la macchina in autostrada scappando a piedi tra le corsie e in una successiva occasione hanno abbattuto la barriera autostradale finendo poi la corsa gettandosi nelle acque del fiume Mincio. Il 40enne moldavo è stato fermato ad Asti. Il covo, individuato a Sant'Angelo di Piove, era presidiato da 2 donne che avevano il compito di smerciare l'area furtiva. I carabinieri all'interno hanno recuperato oltre 10.000 pacchetti di sigarette, migliaia di gratta e vinci e merce rubata per 150.000 euro. Recuperate e restituite ai legittimi proprietari anche 14 auto. Passiamo alla politica. Dopo il congresso di sabato della Lega, tra i consiglieri eletti nel direttivo del partito anche il padovano Marcello Bano, che si dichiara pronto a lavorare per ricucire gli strappi interni al partito. Il congresso, andato in scena sabato a Padova, ha decretato Alberto Stefani segretario della Liga Veneta, un risultato a cui però le varie anime del partito sono arrivate in maniera litigiosa. Eletti anche i 12 componenti del direttivo del partito, tra loro anche Marcello Bano, che in questi mesi non ha risparmiato critiche alla dirigenza. Ora però è il tempo di ricucire. Sarà un direttivo, secondo me, che si metterà a lavorare perché il congresso c'è stato, quindi è stato eletto un segretario e è stato eletto un leghista. E a questo punto dovremo cercare di ricucire le varie anime che si sono confrontate perché gli avversari politici sono al di fuori e non lì dentro. Su questo penso di parlare a nome di tutti. Ce la metteremo tutta per lavorare insieme per cercare di ricucire. In 18 sabato non si sono presentati a votare, tra loro anche Roberto Marcato, che dopo il congresso lascia intendere possibili ripensamenti sulla sua presenza in Lega. Bano, che in questi mesi è stato accostato all'assessore regionale, non si sbilancia sul suo futuro. Io l'ho sentito, però avendo un rapporto personale e avendo vissuto in prima persona tutte le varie fasi pre-congressuali, ritengo che se Roberto ha qualcosa da dire sia assolutamente giusto e opportuno che sia lui a parlare nei tempi che riterrà più opportuni. Dopo il congresso è il momento di ripartire. In questo momento, non dico rafforzato, però unito. In questo momento qua c'è un segretario, è inutile che stiamo qua a discuterne. C'è un segretario eletto, un direttivo, e quindi per forza di cose ne esce unito, perché nessuno potrà dire che ha vinto, che visto i risultati, che c'è stato un congresso non legittimo, c'è stato un congresso, abbiamo accettato le regole del congresso e quindi da là adesso si azzera tutto e si riparte. E a proposito di strappi, di discussioni interne al Carroccio, a Focus ieri sera ospite Gian Antonio Darè, che insomma ha criticato l'atteggiamento di Roberto Marcato e di una parte dell'ala trevigiana del Carroccio, della Lega, in merito al voto dato a Stefani. C'era la candidatura di Stefani, si sapeva. Dall'altra parte, contro Stefani e contro la linea di Salvini, c'era la candidatura di Marcato e quella di Manzato. Martedì, prima del congresso che è avvenuto il sabato, le 2 delegazioni si sono incontrate a Padova. Da una parte c'era
Manzato e Coin, dall'altra parte c'era Sonia Ditali e il sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano. Non era presente a quell'incontro, pur richiesto, Marcato. Non si è fatto trovare al telefono, tant'è vero che Manzato aveva posto sul piatto la candidatura e noi avremmo corso tranquillamente per Marcato. Marcato a mezzogiorno annuncia il suo ritiro. Evidentemente ha fatto l'accordo, ha trovato una quadra con Stefani e assieme a lui anche una componente importante trevigiana, molto importante trevigiana. E quindi questi sono i numeri che poi si sono visti al congresso. Ma noi, ripeto, il congresso ha sancito che Stefani è il segretario, noi rispettiamo il segretario, il suo programma, perché è il programma di chi ha vinto, e noi saremo a disposizione, se è possibile, se lo vogliono, porteremo il nostro apporto, però le cose sono andate esattamente così. Manzato aveva chiaramente detto, e ci sono i testimoni, che lui si sarebbe ritirato perché bisognava andare comunque con un'unica candidatura. Allora a quel punto, se tutti avessero fatto la loro parte, non ci sarebbe stata quella differenza. Sicuramente uno o l'altro avrebbe vinto, però non ci sarebbe stato quei numeri così esorbitanti. È andata così, si sono messi d'accordo. Vuol dire che la linea del Ponte di Messina ha prevalso su quella dell'autonomia del Veneto, perché questo emerge. Andiamo avanti con il Ponte di Messina. Sempre la politica e torniamo al caso Castelfranco. Dopo le dimissioni del sindaco e presidente della provincia Stefano Marcon, dopo i giorni di silenzio, Marcon lancia il guanto di sfida a 3 consiglieri e ribadisce che le sue dimissioni non c'entrano nulla con la svolta salviniana della Liga Veneta. Sindaco presidente Marcon, intanto si immaginava che la sua decisione muovesse così tanto la politica trevigiana e veneta? No, sinceramente no. Beh, vuol dire che è importante. Guardi, l'unica cosa che mi sento di dire è che mi rendo disponibile ad un confronto davanti alle telecamere con i consiglieri Pasqualotto, Gatto e Catapan, dove ognuno spiega le proprie ragioni e conseguentemente se ne assume poi le responsabilità. Attacca direttamente 3 dei suoi consiglieri il sindaco dimissionario Stefano Marcon e lo fa dagli uffici della sua azienda di trasporto dove è tornato a lavorare a tempo pieno. Un attacco frontale, ma anche un modo per dire che l'elezione di Alberto Stefani alla segreteria della Liga non c'entra nulla con le sue dimissioni. Anzi, sottolinea, un minuto prima dell'apertura delle urne aveva mandato la lettera di dimissioni, oltre che al prefetto, anche i 2 sfidanti di Padova, proprio per non vedersi etichettata politicamente, una scelta dettata dall'esasperazione in comune a Castelfranco. Io penso che nel momento in cui si è sotto ricatto la peggior cosa che si possa fare è cedervi. A mio modo di vedere sono meccanismi della Prima Repubblica e della peggior parte della Prima Repubblica, dove magari, non so, una questione non andava bene, piuttosto di tenere il numero legale si va a fare pipì, oppure è morta la nonna, c'è un raffreddore, le questioni da Prima Repubblica non mi appartengono. Certo, ammette Marcon, si può non condividere la scelta di Zaia di avallare un centro di cambio sesso regionale quando i casi ne richiederebbero al massimo uno per tutta Italia, così come le mezze aperture alla maternità surrogata. Ma qui il problema è solo e solamente interno alla maggioranza di Castelfranco. Cosa dice a Fratelli d'Italia che dicono che la sua decisione è dai responsabili? Dico che è proprio per una questione di responsabilità che dobbiamo affrontare questo problema, perché i cittadini abbiano le risposte che si attendono. Insomma, per Marcon la misura è colma, o come si dice in questi casi, il dado è tratto, o quasi. Ci sono 18 giorni di tempo ancora, perché ormai un paio se ne sono già andati. Pensi di poter tornare indietro? Vediamo se accettano di confrontarsi pubblicamente. Mi piacerebbe tantissimo e credo sarebbe un'opportunità anche a loro, un'opportunità di chiarezza e di trasparenza nei confronti dei cittadini, e ci confrontiamo sui temi amministrativi. Quindi vi aspetto presso i vostri studi, Lucio.
Ci fermiamo per la pubblicità, prima vi ricordo il sondaggio di oggi, vediamo insieme, eccolo qui, cambio di sesso e diritti civili, giusta la linea di Zaia, il numero in verde per il sì, quello in rosso per il no, l'esito questa sera nel corso di Ring, ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Rieccoci in diretta in attesa di collegarci con Daniela Sizzia dal Tribunale di Treviso per gli ultimi aggiornamenti sulle indagini di questo quarto omicidio nella Marca trevigiana, la morte della 72enne di Conegliano. Apriamo una parentesi, parliamo di sanità e parliamo delle nuove frontiere per il trattamento delle metastasi dei tumori, perché c'è uno studio europeo che è stato che vede l'IRCS di Negrara capofila in questo studio, che vede la radioterapia insieme alla terapia medica come soluzione per curare anche forme di cancro avanzate. Lo studio OligoCare, che è stato presentato, i cui risultati sono stati presentati a Vienna dal professor Filippo Alongi, direttore della radioterapia oncologica avanzata dell'IRCS di Negrara, che abbiamo in collegamento. Buongiorno professore, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, innanzitutto partiamo proprio dall'ABC, professore, perché OligoCare prende nome dai pazienti oligometastatici. Che pazienti sono e possiamo capire come veniva finora utilizzata la radioterapia di fronte alle metastasi e quello che invece potrebbero essere le nuove frontiere grazie a questo studio? Sì, grazie della domanda che mi aiuta un po' a chiarire la definizione del paziente oligometastatico. Nell'ambito della malattia tumorale il tumore sviluppandosi purtroppo può dare delle localizzazioni metastatiche. Quando queste localizzazioni sono in un numero contenuto, stiamo parlando di un numero tra le 3 e le 5 metastasi al massimo, in questo caso definiamo il paziente oligometastatico e questa spesso è una condizione di uno stato intermedio di malattia che spesso, se gestita con farmaci, può assolutamente allungare la storia della malattia in buone condizioni generali, e qui la radioterapia si inserisce come possibilità terapeutica perché su queste poche localizzazioni, da soli o insieme coi farmaci, possiamo in modo non invasivo cercare di controllare queste sedi di malattia. In passato la radioterapia su queste situazioni era impiegata esclusivamente a scopo palliativo, quindi per prevenire i sintomi o per bloccare determinate situazioni che determinano delle conseguenze sulla qualità di vita. Oggi invece possiamo, e questo studio lo dimostra, utilizzare la radioterapia ad alte dosi con metodiche di precisione che noi chiamiamo radioterapia stereotassica per spegnere queste localizzazioni e quindi riuscire a controllare maggiormente la malattia laddove i farmaci, sto parlando di chemioterapia ma soprattutto di immunoterapia o terapia target, spesso non sono in grado di poter controllare questo tipo di malattia su tutte le sedi. Quindi subentra la radio che in questo contesto riesce a contribuire al controllo di malattia, contribuire a migliorare la qualità di vita, ma soprattutto a aumentare la sopravvivenza. Infatti in questo studio di cui il nostro dipartimento di Negrara è stato capofila, uno studio con più di 1600 pazienti, molti dei quali arruolati proprio nella nostra regione Veneto e nel mio centro. Da questi studi è emerso come il 97% dei pazienti oligometastatici trattati anche con la radioterapia e non più con una radioterapia palliativa hanno una sopravvivenza, e quindi solo una piccola quota di questi pazienti purtroppo viene persa per un'evoluzione negativa della malattia, e questo è ovviamente un risultato molto importante che consolida la radioterapia e la consolida con un intento paradossalmente curativo, anche se ci troviamo in un contesto di malattia avanzata. Questo è uno sviluppo molto molto importante, perché solitamente quando il paziente oncologico viene diagnosticato uno o più metastasi si pensa che il percorso di vita sia prossimo a finire. Questo invece dà una speranza di vita, di sopravvivenza davvero importante. È uno studio che può avere uno scenario per i pazienti oncologici straordinario. Ci sono dei tipi di
tumori che voi avete preso in considerazione o è un panorama a 360 gradi, professore? Allora, in questo studio sono stati enrollati i pazienti oligometastatici dei cosiddetti big killers, quindi parliamo di tumore al polmone, di tumore alla mammella, di tumore alla prostata, e in particolare quello che è emerso è che ovviamente diciamo, i farmaci rappresentano lo standard di terapia, ma l'aggiunta della radioterapia riesce in alcuni casi, in molti di questi da questo studio, a condizionare l'andamento della malattia. Questo già noi lo sapevamo, emergeva dalle nostre esperienze, i colleghi diciamo che si occupano di oncologia sanno come può essere utile la radioterapia in questo contesto, però raccogliere così tanti numeri in una popolazione così ampia di 1600 pazienti, lei pensi sono più di 12 stati in Europa che hanno arruolato questi pazienti, più di 40 istituzioni tra le più importanti in Europa, e quindi i dati insieme di questi pazienti, spesso trattati anche con diverse apparecchiature o con piccole differenze tra un centro e l'altro, però dimostrano una cosa, e questa è chiara, che la radioterapia oltretutto è ben tollerata, cioè pur essendo utilizzata con altissime dosi ultra concentrate su questi focolai metastatici, la tossicità su 1600 pazienti, quella importante, quella un po' più preoccupante, è stata vista solo in 6 casi. Quindi lei mi capisce che questi sono dei dati assolutamente rilevanti. Io non voglio creare false aspettative, però in determinate condizioni possiamo assolutamente dire che la radioterapia può essere utile e deve essere discussa a livello multidisciplinare con i colleghi oncologi, con i colleghi chirurghi e con chi fondamentalmente segue la malattia oncologica, per dare e offrire quest'arma che può dare il suo contributo e che non è solo un contributo palliativo, in alcuni casi selezionati ovviamente, come quello dei pazienti oligometastatici con malattia lenta, con poche localizzazioni, in pazienti in ottime condizioni generali. Ecco, la finalità in questi è di dare un contributo importante nella cura del cancro. Quanto l'età è stata una variabile che avete preso in considerazione in questo target di pazienti? Allora, in realtà non c'erano dei limiti di età, fondamentalmente abbiamo visto come la radioterapia sia anche molto ben accettata ed effettuata in pazienti anziani, in particolare nel setting dei pazienti che solitamente, come diciamo noi medici, sono poco complianti, cioè che non sono purtroppo così collaborativi ad effettuare interventi chirurgici o metodiche invasive, proprio perché hanno altre patologie concomitanti, cardiovascolari, diabete o altre problematiche, sono in corso spesso di trattamenti farmacologici, quindi possono essere più fragili e possono dimostrare maggiormente questa fragilità in una fase avanzata dell'età. La radioterapia si inserisce come un'opportunità non invasiva. Voglio ricordare che noi non utilizziamo anestesia, il trattamento viene percepito dal paziente come una seduta radiologica, si mettono sul lettino con precisione millimetrica, queste radiazioni vengono veicolate attraverso il corpo in questi punti in cui è presente la malattia, ma la percezione appunto è quella di effettuare una semplice seduta radiologica che, come sapete, è indolore. I raggi X, come quelli di una TAC o di una radiografia, non hanno nessun tipo di problematiche, quindi sono ben accettati dai pazienti. Oltretutto le apparecchiature adesso ci consentono di fare delle sedute molto veloci, di pochi minuti, e molto brevi questi trattamenti, perché vengono fatti in 3-5 sedute, e quindi lei capisce che è un'arma assolutamente da utilizzare e che in molti casi rappresenta un buon ausilio per i trattamenti farmacologici e una buona integrazione per trattare queste situazioni dove spesso l'unione delle forze dà migliori risultati. Quindi abbiamo detto 1600 pazienti, coinvolti 44 istituti di 12 paesi europei. Come si sono svolte queste sedute, professore? Allora, queste sedute, noi siamo stati tra i primi ad aderire a questo studio, perché ci sembrava uno studio oltretutto sponsorizzato dalla nostra società europea che si chiama Estro ed è patrocinato da un'altra società che è l'EORTC, che si occupa proprio di avviare questi trial, questi studi oncologici. Si tratta di uno studio registrativo e quindi uno studio in cui dovevamo semplicemente inserire pazienti che trattiamo nella nostra comune pratica clinica, quindi con le dosi e col numero
di sedute che normalmente noi proponiamo. Ricordo che la radioterapia stereotassica nei pazienti oligometastatica può essere utilizzata anche in singola seduta, quindi una sola seduta di pochi minuti in casi selezionati, o nella maggior parte dei casi diciamo siamo tra le 3 e le 5 sedute, e ripeto, sedute indolori, sedute molto brevi, sedute che vengono effettuate nell'ambito di una settimana, quindi a giorni consecutivi il paziente viene per qualche minuto, effettua queste sedute e poi ritorna a casa senza necessità di ricovero e senza necessità di un'assistenza particolare. Professore, siamo in una fase di studio. Che tempistiche potrebbero esserci? Che strada deve seguire la scienza perché poi dallo studio si passi ad applicare effettivamente nel trattamento delle metastasi la radioterapia a tutti gli effetti e possibilmente nella maggior parte dei centri anche italiani? Certo, lei consideri che fondamentalmente questo è uno studio che diciamo, si occupa di pazienti tra virgolette metastatici, sebbene un gruppo selezionato con una malattia più lenta, con un numero contenuto, e quindi in questi casi non abbiamo la necessità di aspettare follow-up di molti anni. Il follow-up già ad un anno ci dà una percezione della possibilità della radioterapia di ottenere un ottimo controllo di malattie. Ci sono altri studi che confermano come nell'80-90% dei casi le sedi radiate si spengono, vengono bloccate nella loro progressione. Ovviamente almeno un anno di follow-up deve essere diciamo, necessario per evidenziare che non ci siano effetti collaterali, ma già abbiamo visto che come da questo primo report a 6 mesi dal termine del reclutamento solamente in rarissimi casi, meno dell'1% dei casi aveva diciamo, degli effetti collaterali degni di nota. Ecco, e questo è un segnale molto importante sul fatto che questa è un'opportunità terapeutica che nell'ambito dei nostri pazienti deve essere assolutamente un cardine importante nell'approccio multidisciplinare della terapia oncologica. Quanto l'informazione è importante in questa fase, professore, perché spesse volte non bastano i dati di uno studio, ma bisogna anche divulgare nel modo corretto quelli che sono i risultati di uno studio. Ha detto bene, spesso in oncologia il timore è quello di creare delle false aspettative, le classiche false speranze. Lei sa, ogni settimana esce una notizia del farmaco miracoloso che cura il cancro, dell'intervento chirurgico rivoluzionario. In realtà non vogliamo fare sensazionismo, vogliamo semplicemente dimostrare di essere un'opportunità presente, un'opportunità importante per i nostri pazienti e soprattutto ecco, andare a pesare quelle che sono le informazioni, ma non necessariamente nasconderci dietro ecco, un dito. Quello che vogliamo dire è che sicuramente questo è uno studio che va nella direzione di molti altri studi, ma finalmente con grossi numeri, e che ci dimostra come la radioterapia nei pazienti oncologici non sia solo palliazione. Lei ha detto bene, spesso l'informazione è importante. Noi radio-oncologi e specialisti di radioterapia oncologica siamo un po' carenti forse nell'aspetto comunicativo. La radioterapia viene sempre percepita in senso negativo, come una terapia che brucia i pazienti, che crea degli effetti collaterali. Questo forse poteva valere per casi selezionati di diversi decenni fa, adesso la tecnologia ci consente di essere ultra precisi, persino in modo maniacale, millimetrico. Queste radiazioni vengono depositate nel punto giusto, escludendo i tessuti sani circostanti. Questo lo possiamo fare grazie a delle apparecchiature che ci guidano con delle immagini chiarissime, dove possiamo avere l'idea di dove arrivano le radiazioni, di come gli organi sani vengono protetti dai potenziali effetti collaterali, e quindi giustamente c'è sempre la guida del medico, del radio-oncologo in questo caso, che coordina l'azione di un team dove ci sono fisici, medici, dove ci sono tecnici, dove ci sono infermieri, e quindi è un lavoro veramente d'equipe, ma un lavoro che ci consente a testa alta di dire che la radioterapia moderna è sicuramente una opzione, come ripeto, utilissima per i nostri pazienti, ben tollerata e con alte dosi mirate in pazienti selezionati sulle sedi strategiche anche molto efficaci. Ultimissima domanda, professore, che immagino sia la domanda che si staranno facendo a casa dei pazienti o dei familiari, cioè il paziente che ha delle metastasi, che in qualche modo potrebbe corrispondere all'identikit, non è il termine più scientifico, ma insomma per capire che cosa potrebbe fare, come potrebbe avvicinarsi a questo tipo di trattamento? Che scenario deve aspettarsi perlomeno?
Mi sente, professore? Abbiamo qualche problema di collegamento con il professor Alongi. Mi sente? Allora vediamo se riusciamo a ripristinare in fretta il collegamento con il professore per quest'ultima domanda, perché immagino sia quello che poi si staranno chiedendo di fronte a questa frontiera così importante di cui ci ha parlato questo studio europeo che vede l'IRCS di Negrar capofila nel trattamento con esiti davvero importanti, non più come palliativo di fronte ad un quadro di metastasi, ma in qualche modo come proprio cura per allungare la vita del paziente. Non riusciamo più a collegarci con il professor Alongi, noi lo salutiamo, lo ringraziamo davvero tantissimo per averci illustrato questo studio così importante. Torneremo magari ad aggiornarci con lui per capire quelli che sono stati gli ulteriori passi in avanti compiuti. E noi andiamo avanti, anzi come anticipato siamo ora in grado di collegarci, la vedo nel mio monitor, con Daniela Sizzia per tutti gli aggiornamenti nelle indagini su questo omicidio, il quarto omicidio nella Marca, l'omicidio di Margherita Ceschin, trovata senza vita sul divano di casa sabato. Non si tratta di infarto, gli esiti d'autopsia hanno portato a scoprire che è stata soffocata dopo probabilmente essere stata colpita da un oggetto contundente. Daniela Sizzia è appena stata in procura, allora ci colleghiamo subito da lei per capire che aggiornamenti ci sono. Buongiorno Daniela. Buongiorno ai telespettatori. Quello alle mie spalle lo vedete al Tribunale di Treviso. Oggi ha parlato il capo della Procura, Marco Martani, ha parlato sull'omicidio di Margherita Ceschin. Alla donna è stato inferto un grosso colpo alla testa con un corpo contundente, poi è stata soffocata forse addirittura a mani nude ed aveva anche lo sfondamento toracico, una morte davvero violenta. L'ipotesi è quella dei ladri che sono entrati nell'abitazione, l'hanno trovata, uno o forse più persone, l'hanno trovata uccisa, è sparito solo il portafoglio, ovviamente indagini in corso, e il procuratore ha già detto quello che è accaduto a Margherita davvero poteva accadere a chiunque. È un fenomeno che sta preoccupando, fra l'altro un'escalation di violenza, lo ricordiamo, sono 4 omicidi, 5 le vittime nel giro davvero di pochissimi mesi, di 2 mesi. Il capo della procura ha detto stiamo indagando, indagini serrate da parte dei carabinieri, e sul posto tra il fine settimana e i primi giorni della prossima, ma si pensa già nel fine settimana, arriveranno i carabinieri del RIS, e sono state già acquisite le immagini delle videocamere di sorveglianza proprio per vedere se c'è stata la possibilità, insomma, di vedere se qualcuno è entrato o è uscito dalla casa della 72enne. La morte risale tra la notte tra il venerdì ed il sabato, ma sentiamo proprio le parole del capo della procura. Sì, insomma, è avvenuto con modalità violente. D'altra parte gli omicidi in genere hanno una carica di violenza notevole, e quello che è brutto è appunto il fatto che sia avvenuto nei confronti di una persona di 72 anni che era ormai tranquilla in pigiama nella sua abitazione e si accingeva ad andare a letto, c'era appena andata, ecco. Lei ha detto poteva accadere davvero a chiunque. Sì, questo è un tipo, poteva davvero accadere a chiunque, di essere sorpreso in casa e di finire così. L'ipotesi adesso è quella dei ladri che siano entrati in casa, un ladro o più ladri. L'ipotesi di gran lunga più attendibile è che uno o più ladri siano entrati nell'abitazione della signora attraverso la porta finestra del balcone del terrazzino, si era al primo piano, quindi a poca distanza dal suolo. Questa porta era aperta. Una volta all'interno dell'appartamento, avendo trovato la signora, che verosimilmente potrebbe aver reagito o cercato di chiamare aiuto col telefonino, che si è trovato poi rotto, l'abbiano uccisa, colpita prima alla fronte con un corpo contundente che l'ha verosimilmente stordita o parzialmente stordita, e infine soffocata con un'azione molto energica che ha provocato anche la frattura delle parecchie costole, con uno sfondamento toracico probabilmente fatto in contemporanea con una forte pressione su naso e bocca per impedirle di respirare. Nei prossimi giorni in procuratura ci saranno i RIS. L'appartamento è stato sequestrato e sigillato, e nei prossimi giorni ci sarà un esame approfondito da parte dei RIS.
Ecco, procuratore, negli ultimi 2 mesi sono stati 4 i delitti con 5 le vittime. Insomma, è stata un po' un'escalation questa di violenza. Sicuramente c'è un tasso di omicidi in quest'ultimo periodo che è anomalo per una provincia come Treviso, dove sicuramente il fenomeno dell'omicidio non era assente, però si è intensificato questo. Dal Tribunale è tutto, restituisco la linea. Grazie a Daniela Sizzia per questi importanti aggiornamenti. Adesso vedo in collegamento, ma voltiamo completamente pagina, Francesco Ratai, perché ci parla del piano caldo dell'ULSS 6 per gli anziani. Con l'aumento delle temperature scattano tutte quelle misure di sicurezza rivolte proprio agli anziani. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno da Padova, anzi da Selvazzano. Siamo negli uffici del distretto dell'ULSS 6 Euganea. Con me il dottor Piero Realdon, che è direttore del distretto. È stato redatto il piano caldo, lo vediamo tutti che il caldo è arrivato prepotente sui nostri territori. È stato redatto un piano caldo per aiutare i più fragili, i malati cronici, gli anziani. Cosa troviamo in questo piano caldo, dottore? Sì, allora è un sistema che sulla base di quella che è la delibera regionale, l'applicazione della delibera regionale a livello della nostra azienda, come negli altri anni, in un certo senso attiva dei percorsi allertati per rispondere appunto alle necessità di questa popolazione, come diceva giustamente, fragile. Sono pazienti anziani, pazienti cardiopatici, pazienti nefropatici, anche i bambini sono comunque tutelati da questa ondata di caldo. E cosa prevede appunto il piano? Allora, prevede per l'appunto una maggiore attenzione da parte dei servizi sanitari territoriali, con il grosso supporto dei medici di medicina generale e dei pronto soccorso, per quel che riguarda appunto far fronte alle ondate di calore. C'è un bollettino che la Regione manda alle varie strutture in cui si allerta nel momento in cui è previsto un'ondata di calore, e a fronte di questa allerta vengono appunto allertati i servizi sanitari territoriali, che hanno in carico già questi pazienti, in modo da dare maggior disponibilità. Ad esempio, i pazienti che sono in assistenza domiciliare, i medici di medicina generale possono andare oltre quelli che sono gli accessi programmati e autorizzati dal distretto in questo periodo dell'anno, in modo da far fronte appunto alle richieste maggiori dell'utenza. Ecco, quindi un coinvolgimento anche dei medici di base, medici di medicina generale, ma non solo. Cosa possiamo consigliare a tutti quanti, a tutta la popolazione durante questa ondata di caldo? Lo sappiamo oramai tutti molto bene che bisogna evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, da mezzogiorno alle 4-5 del pomeriggio. Ma che suggerimenti possiamo dare? Sì, sono cose banali, ma che è bene anche ripetere. Bisogna ricordarsi di bere, assumere liquidi, bere, perché anche l'anziano tende a avere meno lo stimolo della sete. Non parliamo dei pazienti con deterioramento cognitivo, ma anche un anziano in genere tende a bere meno e anche a mangiare meno. Quindi il consiglio è quello di mangiare frutta, perché almeno quello che è considerato normalmente le 5 porzioni di frutta e di verdura al giorno, perché hanno anche un contenuto di liquidi importante. Ovviamente non uscire, come ha detto giustamente, nelle ore più calde, ventilare la casa, se non si ha un condizionatore, ventilare la casa nelle ore più fresche e chiudere tende, tapparelle il più possibile nelle ore più calde. Se si ha un condizionatore, non tenere una temperatura troppo bassa, restare sui 25-26 gradi, tanto c'è la funzione di umidificazione che aiuta a avere un miglior respiro. E vestirsi leggeri, vestirsi chiari, cappello quando si esce, cose banali ma che è bene ribadire.
Ecco sì, anche questo suggerimento del condizionatore è molto importante. Evitiamo di vivere in una ghiacciaia, ma teniamolo acceso perché comunque aiuta a vivere la quotidianità con un po' più di freschezza. Ecco. Io ringrazio il dottor Realdon per essere stato con noi e restituisco la linea allo studio. Grazie al dottore, grazie a Francesco Ratai per questi importanti consigli. Adesso torniamo sulla vicenda della professoressa assenteista di Chioggia, con i dubbi e le perplessità del sindacato della scuola della CGIL, che dice tanti i buchi neri in questa storia. Lei è Cinzia Paolina De Lio, 56 anni per tutti, la professoressa assenteista di storia e filosofia che in 24 anni di servizio ne ha lavorati soltanto 4. Per questo la Cassazione l'ha destituita dal servizio per totale inettitudine, si legge nella sentenza. Vicenda conclusasi con la rimozione decisa dal MIUR. Nei 10 anni di cattedra ottenuta al liceo veronese di Chioggia, praticamente nessuno tra i professori dice di ricordarsela, ad eccezione della dirigente scolastica che l'ha segnalata al provveditorato prima e al Ministero poi, e degli studenti che l'hanno conosciuta nei soli 4 mesi di presenza. Lei oggi è diventata un caso mediatico nazionale e la domanda che in tanti si pongono è: come è stato possibile accumulare tante assenze senza che venisse applicato il contratto collettivo nazionale, anche con la sola regola del famoso comporto, che conteggia il periodo di malattia oltre il quale scatta il licenziamento? L'unica riflessione che posso fare è che i lavoratori della scuola, come tutti i lavoratori, seguono le regole che derivano da un contratto nazionale, per cui tutte le assenze devono essere certificate o devono essere autorizzate dal dirigente. Quindi un'assenza così prolungata di 20 anni su 24 risulta quantomeno poco comprensibile, a mio avviso. E se il ministro Valditara richiama alta dignità del proprio ruolo, lei, la prof assenteista, si difende. Vicenda unica e surreale, la mia, dice, ma intanto non rilascia alcuna dichiarazione alla stampa. Lo farà quando rientrerà dalle vacanze a mare, sembra, nella sua casa calabrese. Poi, da giornalista qual è, sostiene sempre la stessa, saprà cosa dire al momento debito. Meglio intanto rilassarsi tra sole e mare. Bretella dell'Albera, siamo a Vicenza con il sindaco Giacomo Possamai, che ha annunciato l'ordinanza no tir per liberare dal traffico pesante i quartieri di Maddalene e Villaggio del Sole. Bretella dell'Albera, l'antidoto al traffico pesante è nullo senza l'ordinanza no tir. Un'opera attesa da 35 anni, inaugurata il 19 giugno e che promette di liberare dallo smog i quartieri di Villaggio del Sole e Maddalene. Bisogna però obbligare i camion a percorrere la variante all'SP46, abbandonando i percorsi urbani. Ebbene, come avevamo anticipato, da luglio entrerà in vigore l'ordinanza, che è già pronta, oggi è stata firmata e presentata dal sindaco di Vicenza. Finalmente arriva la firma sull'ordinanza che impedirà ai tir di attraversare Villaggio del Sole e Maddalene, quindi finalmente si arriva a liberare dal traffico strade che da tantissimi anni sono piene appunto di mezzi pesanti, e quindi per i cittadini è una grande notizia. Nei prossimi giorni verrà apposta la cartellonistica e da lì sarà vigente il divieto. Dunque, questa settimana sarà dedicata all'installazione dei cartelli di divieto di transito ai camion che a pieno carico superano le 7,5 tonnellate. Poi da luglio entra in vigore l'ordinanza che sancisce lo storico stop al traffico pesante a Maddalene e Villaggio del Sole, nel perimetro compreso tra la variante alla SP46, strada Pasubio, a partire dalla nuova rotatoria, e Viale del Sole. Sono incluse nel divieto strada Vallarsa, strada Pian delle Maddalene, strada Ambrosini, strada di Lobia e strada Maglio di Lobia. Sanzione da 87 euro per chi viola l'ordinanza. A questo punto, perché la Bretella dell'Albera sia un progetto pienamente realizzato, mancano le ultime opere di mitigazione ambientale e paesaggistica, i sottopassi, le piste ciclabili, ma da luglio si può dire il futuro per Maddalene e Villaggio del Sole è iniziato.
E adesso andiamo da Sharon Di Carlo, più di 100 persone questa mattina impegnate per una raccolta rifiuti inclusiva intorno alla città di Cittadella. Buongiorno Sharon e buongiorno al tuo ospite. Sì, buongiorno a tutti. Come vedete è in corso qui a Cittadella una vera e propria raccolta rifiuti. Vince ancora una volta il binomio tutela dell'ambiente e inclusione sociale. Sono qui con Mattia Catapano. Buongiorno Mattia. Buongiorno a voi e grazie per l'opportunità. Etra e Crossabili, ancora una volta una sinergia vincente questa. Sì, proprio così. Innanzitutto voglio ringraziare anche il Comune di Cittadella che ci ha accolto, ci ha permesso di fare questo evento, il sindaco Luca Pierobon, Marina Beltrame e soprattutto tutto quanto il gruppo Etra. Oggi abbiamo coinvolto ragazzi con autismo della cooperativa Caleido e ragazzi del gruppo Aiutismo ed è veramente bello perché con poco facciamo tanto. Cosa stanno facendo queste persone qui? Questi ragazzi li abbiamo muniti con casacca, guanti, sacchetti e pinze. Il compito di oggi è raccogliere rifiuti in giro per la città murata. L'obiettivo è raccoglierne il meno possibile perché vuol dire che abitiamo in una città pulita. Poi continueremo con un big pranzo all'interno del campo della Marta dove mangeremo tutti insieme i piatti prelibati della birosteria Una Volta che ci accompagna in questo percorso. Poi continuerà con balli, musica per poi finire con la super carterapia dove regaleremo emozione ai ragazzi con una disabilità. Questa non è la prima volta che inclusione sociale e comunque tutela dell'ambiente si incontrino, è un percorso lungo quello che state facendo. Sì, è proprio un percorso, hai detto bene Sharon, perché cosa succede? L'obiettivo non era fare un evento unico dove si raccoglievano i rifiuti e basta, era proprio un movimento che si voleva fare. Abbiamo notato nei social che altre associazioni, cooperative, anche aziende hanno preso spunto dal nostro evento Eco Crossabili dove hanno munito anche loro ragazzi con pinze, sacchetti e guanti e li hanno portati in giro per i paesi a raccogliere i rifiuti, quindi che bello. Buona raccolta allora. Grazie, buon lavoro. Da Cittadella è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Sharon per questa bellissima iniziativa e adesso parliamo di lavoro, le tante tematiche che ruotano intorno al lavoro, c'è tra l'altro anche un'analisi di Confindustria, la commenteremo poi insieme tra pochissimo con Catiuscia Dalla Costa di UGL, esattamente segretario provinciale del terziario e segretario Unione Territoriale del Lavoro. Grazie per essere con noi, buongiorno. Grazie a voi per l'invito, buongiorno. Buongiorno, allora iniziamo subito a capire oggi che problematiche dal vostro osservatorio speciale riscontrate maggiormente quando parliamo di mondo del lavoro. Gran parte della nostra vita ruota attorno al lavoro e le difficoltà di carattere lavorativo sono mutate negli ultimi 10 anni a causa del cambiamento socio-economico. Ci si è ritrovati a sviluppare nuove incertezze di fronte ad occupazioni precarie e sottopagate, ad avere nuovi bisogni e desideri legati al proprio ruolo lavorativo, a conciliare vita privata e carriera che non è più semplicissimo e soprattutto per le donne ancora dover lavorare oltre i 60 anni. Di conseguenza il mondo del lavoro di questi ultimi anni ha portato con sé non solo le difficoltà economiche ma anche di altro genere, come malessere psicologico e fisico, determinando un vero e proprio disagio lavorativo. Cosa si intende per disagio lavorativo e soprattutto quali possono essere le conseguenze per il lavoratore che soffre di questo disagio? Il disagio lavorativo emerge nel momento in cui la persona si trova in una situazione di squilibrio tra le proprie risorse. Le problematiche principali che possiamo riscontrare maggiormente sono il mobbing, il burnout, lo stress causato da eccessive richieste di lavoro. Gli effetti del disagio poi ovviamente si ripercuotono inevitabilmente sulla salute psicofisica delle persone che ne sono colpite, compromettendo anche la vita privata. A livello psicologico la persona sviluppa sintomi ansiosi, di invidia, sensazioni di fallimento e perdita di autostima rispetto al proprio ruolo di lavoratore, tendono poi a ricorrere anche a psicofarmaci e alle volte a far uso di alcol e addirittura sonniferi. Altre volte, per contrastare tale disagio lavorativo, mettono in atto anche comportamenti che sono controproducenti, come mettersi in malattia per lunghi periodi o avere comportamenti aggressivi nei confronti dei propri colleghi.
E mentre una volta sinceramente bastava semplicemente cambiare lavoro per migliorare la propria situazione, oggi sono veramente poche le aziende che non abbiano come solo e unico obiettivo la produttività. La produttività. Vogliono che i dipendenti competano tra di loro, ma la nostra forza lavoro è sempre stata la collaborazione, cioè non abbiamo altro. La collaborazione. Per voi dell'UGL, quali sono le riforme che dovrebbero essere attuate? Partiamo da un quadro nazionale, poi magari veniamo anche nella nostra realtà territoriale. Allora, a livello nazionale, l'Unione Generale del Lavoro ha chiesto al governo coraggio e responsabilità su almeno 4 punti. C'è una riforma fiscale equa, semplice, che premi le attività produttive, che rafforzi il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti e dei pensionati e che tenga conto dei carichi familiari, perché sono importantissimi in questo periodo. Un altro punto è lo sblocco straordinario delle risorse stanziate per la messa in sicurezza del territorio, per la realizzazione di nuove strutture sanitarie, e ne abbiamo veramente bisogno. Il miglioramento delle condizioni di lavoro e reddituali dei lavoratori dipendenti, partendo dai settori appunto come la sanità, la scuola, la sicurezza e soprattutto sulla defiscalizzazione degli aumenti contrattuali, perché stiamo soffrendo tantissimo. Un altro punto è la riforma del bilancio delle imprese. Il lavoro non dovrebbe essere più considerato un costo, ma un asset patrimoniale, come avviene per le società di calcio professionistiche che mettono a patrimonio il valore dei tesserati. Sul territorio... Prego. No, invece sul territorio abbiamo problematiche più specifiche e qui entriamo proprio nel campo soprattutto della sanità e del terziario. Nella sanità la mancanza di medici e infermieri nei reparti è ormai all'ordine del giorno. Gli operatori sociosanitari sono sottopagati e in alcuni casi, come per le assistenze ai disabili nelle scuole, abbiamo addirittura che non sono nemmeno retribuiti se l'utente è assente. In questa maniera abbiamo della forza lavoro che non sa mai quale sarà il suo stipendio mensile, perché varia nonostante il mio contratto sia a tempo indeterminato e abbia una base di ore prestabilite. Nel terziario invece il problema fondamentale sono proprio le retribuzioni. Prendiamo il settore turistico per esempio, non è vero che manca il personale, mancano le retribuzioni corrette rispetto alle ore che si chiedono di fare. Allora, avevo anticipato prima quella che era la nota di Confindustria di oggi. Vi leggo un estratto. Cala in Veneto il credito verso le imprese per 23 miliardi di euro con un tasso medio per i prestiti che sale dall'1,4% al 4,52% e con segnali di sofferenza per alcune filiere come edilizia, distretti del freddo e del caldo. Lo afferma il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro, secondo cui sta cominciando ad emergere con una certa evidenza una situazione potenzialmente critica per le nostre imprese. Nonostante permanga un clima di fiducia ancora positivo, aggiunge Carraro, si cominciano a vedere alcune nubi all'orizzonte. Sul versante del credito, oltre all'aumento dei tassi, Carraro evidenzia che le sofferenze bancarie sono raddoppiate, passando dal 2% del 2021 al 3,8% del 2023. Si rafforza il timore che la riduzione del credito alle imprese o comunque un accesso più difficoltose possa influire negativamente sul processo di investimento e quindi sulle prospettive di crescita del PIL. Tra l'altro c'era anche una notizia, vediamo se riesco a recuperarla, eccola qui, l'ultima ora dal Corriere della Sera, Lagarde, la Presidente della Banca Centrale Europea, che dice nuovo rialzo dei tassi a luglio. La reazione del ministro Tajani, deluso dalla BCE, così rischiamo la recessione. Un quadro preoccupante. Che analisi fate voi, se come UGL condividete queste che sono le preoccupazioni che arrivano dal mondo imprenditoriale? Catiuscia Dalla Costa. Assolutamente sì, assolutamente sì. Qui dovremmo fare un passaggio partendo anche da un po' indietro, perché dopo il parziale recupero nel 2021, dovuto principalmente agli strumenti per arginare gli effetti della pandemia, sarebbe dovuto proseguire il processo di ristrutturazione della base imprenditoriale regionale,
Ad oggi i dati invece ci dicono che sopravvivono le imprese più organizzate e con maggiori mezzi finanziari a scapito delle altre, come le società per esempio di persone o le ditte individuali, che restano comunque la parte maggioritaria del tessuto imprenditoriale regionale, che vale circa il 55% sul nostro territorio. Il 2022 invece non si chiude bene, con una riduzione del numero di imprese in Veneto che a fine anno sfioravano le 425.000 unità attive, ma con una perdita di circa 4.700 aziende rispetto alla fine del 2021. Invece nei primi 3 mesi del 2023 nel Veneto abbiamo visto un incremento, sì, ma dell'1,1%, ci si aspettava sinceramente molto di più. Allora diciamo che migliorano cautamente le aspettative degli imprenditori, però si rappresenta ancora lo scenario dove ci saranno differenze fra i settori come le industrie di beni di consumo, che restano le più penalizzate proprio perché più esposte alla pressione dei prezzi. Sì, è un po' complesso, diciamo. Poi qui possiamo anche vedere che il PIL ha avuto una crescita non grandissima, tra lo 0,6, che tiene meglio della Francia e della Germania, e quindi questo ci dà un po' di, come si dice, di garanzia, e ci sentiamo un po' più rassicurati rispetto a loro. Però resta in rallentamento i consumi interni e delle famiglie, come riflesso alla diminuzione appunto del potere d'acquisto per l'alta inflazione. Quindi diciamo che resterà fondamentale il tema dell'inflazione e l'aumento dei tassi di interesse per capire come proseguirà l'economia del 2023. Katiuscia, la interrompo un attimo perché devo andare a Venezia, perché mi chiede la linea la nostra Anna Maria Parisi, e in qualche modo continuiamo a restare in qualche modo tema del tessuto socio-economico della nostra regione, con un focus in particolare sui giovani, con un rapporto statistico 2023 che è stato presentato pochi minuti fa a Palazzo Balbi. Buongiorno Anna Maria. Sì, è così Francesca, buongiorno. Siamo proprio qui in diretta dalla terrazza del piano nobile di Palazzo Balbi, dove è appena terminata la conferenza stampa a cui accennavi. È stato presentato infatti il rapporto statistico del Veneto 2023 che segna un più 3,9%, quindi quasi un 4% di PIL veneto nel 2022, quindi andando decisamente in controtendenza con quello nazionale, una previsione del più 1% nel 2023. E tu poi parlavi dei giovani, un rapporto che mette in evidenza anche quanto i giovani siano occupati nel nostro territorio, con anche in evidenza l'immigrazione e l'immigrazione degli studenti, che si equivale dal punto di vista sempre dei dati, dei numeri, di cui forniremo appunto tutti i dettagli nel corso dell'edizione della sera. Dati e numeri che mettono in evidenza come il Veneto comunque stia puntando sui giovani, come accennavi tu, anche sulle donne in particolare, anche con la creazione di nuovi posti di lavoro per le donne, per le mamme, per le neomamme, anche con la polemica sul fatto che per 90.000 bambini del Veneto mancano gli asili pubblici. Da qui poi la questione con un rapporto anche un po' fiume sugli asili paritari, di cui vi accenneremo nel dettaglio nel corso del TG della sera. Ecco, per quanto riguarda poi il momento congiunturale di cui si stava parlando in studio a livello nazionale e con la guerra in corso, questo rapporto statistico arriva proprio il giorno dopo le preoccupazioni espresse da Confindustria Nazionale, Confindustria Veneto con Carraro, dove si evidenzia anche qui da Palazzo Balbi la mancanza del mercato russo ancora su tutta la nostra offerta turistica, che è comunque in positivo, con dati molto confortanti anche dal punto di vista dell'export, quindi andando veramente in controtendenza con quelli che sono i dati europei, con la Germania e con quelli internazionali con la Cina. Quindi da Palazzo Balbi
è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie ad Anna Maria Parisi, e poi questa sera nel corso dei nostri telegiornali entreremo nel merito di quelli che sono i risultati di questo sondaggio, di questo rapporto statistico 2023. Insomma, siamo rimasti in tema con quello di cui stavamo discutendo insieme a Catiuscia Dalla Costa dell'UGL. Ultimissima domanda, Dalla Costa, perché avete all'orizzonte un importante appuntamento per l'UGL con per il 3 luglio. Che cosa accadrà, dove e quali saranno insomma i temi che verranno affrontati in quell'occasione? Sì, quest'anno per l'UGL si torna a congresso, giustamente. Il congresso si terrà a Treviso, o nello specifico a Ponzano Veneto, il 3 luglio. I lavori si apriranno alle 16 e i temi che tratteremo con maggiore priorità saranno proprio la disoccupazione giovanile e le problematiche degli over 50 nella ricerca di ricollocamento. E quindi insomma tematiche che sono un po' entrate anche in questo rapporto statistico 2023 di cui ci parlava dal Palazzo Balbi Anna Maria Parisi. Grazie davvero, grazie a Catiuscia Dalla Costa, UGL, segretario provinciale del Terziario e segretario Unione Territoriale del Lavoro, e torneremo ad aggiornarci dopo il vostro congresso per capire quelli che sono i punti sui quali vi siete concentrati e se ci saranno poi delle proposte da avanzare anche al governo centrale. Grazie davvero Dalla Costa, buon lavoro, a presto. Grazie a voi, buona giornata. Grazie davvero. E adesso ripartiamo dovremmo avere Carlo Alberto Inghilleri in collegamento, eccolo qui, lo vedo perché ci porta, andiamo insieme a lui in un sopralluogo a Vicenza, perché c'è una delle più grandi aree verdi del Veneto che attende da anni di essere consegnata ai vicentini. Stiamo parlando del Parco della Pace. Carlo Inghilleri ha fatto per noi un giro di questo immenso parco insieme al sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Allora sentiamo com'è andata proprio con Carlo. Buongiorno Carlo, che è insieme a Daniele Garbino. Buongiorno ad entrambi. Buongiorno a tutti i telespettatori da Vicenza. Ci troviamo proprio davanti all'ingresso del Parco della Pace con il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e con l'assessore al Parco della Pace Leone Ziglio. Siamo appena tornati da un tour fatto con l'autobus, con un pullman, in cui abbiamo avuto modo di conoscere tutte le varie zone di questo parco enorme. Pensate che stiamo parlando di una zona verde di 63 ettari che equivalgono a 630.000 metri quadrati, veramente una zona enorme che adesso dovete aprire, dovete decidere soprattutto quando verrà aperta e in che condizioni, perché l'ex amministrazione di centrodestra aveva dei progetti, delle idee, lo voleva attrezzare e voi invece adesso dovete decidere come concludere. Buongiorno a tutti, il problema è che lo stato del parco, e l'abbiamo visto con questo giro che abbiamo fatto insieme alla stampa, è molto più arretrato rispetto a quello che era stato raccontato, nel senso che l'amministrazione precedente aveva detto che il parco era praticamente pronto, invece manca purtroppo ancora molto, e soprattutto noi siamo arrivati da poche settimane e abbiamo scoperto che non esiste un piano di gestione, cioè non esiste un'idea su come aprirlo, su come sostenerlo economicamente, e quindi con la nuova amministrazione ci stiamo concentrando da subito per cercare di trovare una soluzione. Ecco, da questo punto di vista, dicevamo, abbiamo visto che è una zona molto ampia, per certi versi anche molto selvatica. Sì, l'idea di aver portato qui oggi la stampa è quella di dare una fotografia chiara ai cittadini di quella che è lo stato, la situazione attuale del Parco della Pace. L'amministrazione precedente ha fatto un azzardo definendo rapidi i tempi di apertura. Oggi quello che abbiamo sperato di poter rappresentare a tutti è che siamo lontani da un progetto definitivo. Abbiamo fatto alcune tappe, ci sono dei progetti in fase avviata solo per la parte sportiva, per il resto, come diceva il sindaco, va trovato un modello di gestione, quindi un piano economico-finanziario sostenibile. Ecco, mentre parliamo scorrono le immagini del tour che abbiamo fatto, sullo sfondo come vedete c'è anche la base militare americana, la Daldin, e quindi insomma ci troviamo in una grande area di questo Parco della Pace che bisognerà decidere, come dicevamo, come attrezzarlo. Che tipo di
scopo avrà questo parco? Che tipo di attrazione, che tipo di attività portarci all'interno, perché la parte sportiva è quella più definita, ma per il resto va tutto costruito. Chiaramente la principale attrattiva è l'aspetto naturalistico, quindi un bel parco, un grande parco naturale, ma dobbiamo portarci anche attività, iniziative, momenti destinati alla cittadinanza, insomma fare in modo che sia un grande parco vissuto dai vicentini. Una delle ipotesi che è stata discussa proprio in occasione di questo giro è fare anche dei concerti. È un'ipotesi di cui si parla da tanti anni, cioè dal momento in cui questo parco è stato pensato, perché c'è una grande area eventi nella zona più vicina alla base americana e finalmente potrebbe esserci uno spazio veramente grande in città di Vicenza dove fare concerti di grande richiamo. E oltretutto qui è stata portata anche l'acqua, nel senso che ci sono dei corsi d'acqua artificiali che sono stati portati là dove non c'erano. Sì, certamente questo era un parco destinato all'aeroporto e quindi diciamo di fianco alla pista d'atterraggio c'era solamente un prato verde. I tecnici, gli ingegneri, tutti coloro che sono stati coinvolti nel progetto hanno costruito dei guadi artificiali che potrebbero essere anche navigabili con delle canoe, quindi sempre una parte sportiva oltre a quella paesaggistica. Una zona dove le famiglie vicentine possono venire qui con i bambini a godere anche di una bella giornata di sole come quella che stiamo vivendo oggi. Insomma, in conclusione possiamo dire che sta nascendo una nuova parte di Vicenza, un vero e proprio polo naturalistico, un quartiere verde ma enorme. Noi abbiamo sempre creduto nel senso di questo parco e siamo convinti che possa essere davvero il grande polmone verde della città, un'area destinata ai bambini, alle famiglie, dove passare il proprio tempo libero. Certo che serve concentrarsi subito su come aprirlo senza pesare sulle tasche dei vicentini e soprattutto dando l'idea che sia un parco sicuro, presidiato, sorvegliato, quindi c'è un grande lavoro da fare. Bene, io ringrazio il sindaco Giacomo Possamai, l'assessore Leone Zilio. Siamo arrivati alla fine di questo tour, ve lo abbiamo raccontato. Per maggiori ragguagli seguiteci nel TG di questa sera. Grazie a entrambi e restituisco la linea allo studio. Grazie a Carlo Inghilleri, grazie al sindaco e all'assessore, grazie per averci portati all'interno di questo parco e di averci raccontato di quello che sarà il suo futuro. Vediamo un attimo dal sito del Gazzettino, grazie alla regia, la vicenda della professoressa, lo ricorderete, che era stata colpita a Rovigo da dei pallini sparati durante la lezione dai suoi studenti, la polemica che era esplosa per la promozione con il 9 in condotta per gli autori di questo gesto, dal 5 al 9 in pochi mesi, e ora la docente chiede i danni. Ebbene, ci sono degli aggiornamenti, perché il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara chiede di rivedere le decisioni prese dalla scuola sugli studenti di Rovigo che hanno appunto sparato questi pallini di plastica. Visti gli esiti della relazione degli ispettori e considerata la non corretta applicazione del DPR 122 del 2009 e del regolamento d'istituto, ho avvertito l'esigenza di invitare la dirigente scolastica a riconvocare il consiglio di classe al fine di riconsiderare in autotutela le decisioni prese. Questo quanto scrive il ministro Valditara. Dunque la vicenda è destinata ad avere ulteriori novità nei prossimi giorni, se naturalmente verrà seguita quella che è l'indicazione che arriva dal ministro. Adesso vediamo al volo il sondaggio che sarà, l'esito sarà poi dato questa sera nel corso di Ring. Cambio di sesso e diritti civili, giusta la linea di Zaia, sì 0422 16 26 691, no 0422 16 26 690. Ci fermiamo, c'è il meteo e la pubblicità e poi tra pochissimo parleremo di un'associazione che esaudisce i sogni dei bambini malati. A tra poco. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vedelago. Bentrovati al meteo. Anticiclone delle Azzorre sul nostro territorio. Il nostro paese verrà però raggiunto da alcuni impulsi instabili. Vediamo dove, in particolare nel dettaglio di martedì 27 giugno.
Sul Veneto avremo iniziali tratti di sereno alternati ad annuvolamenti crescenti. Dalle ore centrali probabilità in aumento di locali precipitazioni in montagna che entro la serata potrebbero poi espandersi fin verso le pianure limitrofe. Caldo moderato con temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime comprese tra i 28 e i 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo condizioni piuttosto variabili, anche un po' di più, con sole a inizio giornata, a seguire addensamenti e rovesci sparsi meno probabili sulla costa, ma non del tutto esclusi. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, massime sui 28-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà molto soleggiato al mattino, poi al pomeriggio, come ci mostra la grafica, avremo rovesci e temporali un po' ovunque. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime sui 31-33 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex Novo Mercatino dell'Usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Rieccoci in diretta, vi avevo anticipato che parliamo di sogni dei bambini malati grazie all'associazione I Sogni Onlus. L'avrete sentita nominare poche settimane fa, avevamo qui l'organizzatrice di questa 3 giorni di danza a Treviso, ci aveva proprio raccontato come il ricavato dello spettacolo al Teatro Comunale sarebbe stato devoluto all'associazione Sogni Onlus, e oggi abbiamo il padre di questo sogno che insomma aperto ai bambini, soprattutto bambini oncologici, per realizzare i loro desideri, che possono essere un'esperienza particolare o incontrare il loro idolo, personaggio del cuore. Grazie per essere con noi a Rudy Zanatta. Buongiorno a voi e grazie per davvero. l'ospitalità. Allora, iniziamo subito dall'inizio. Come nasce e da dove nasce questa voglia di esaudire i sogni dei bambini? Beh, nasce tanto tempo fa da una mia esperienza personale. Perdo un fratello nel 1980, Morris, e da lì un po' tutto un percorso di crescita mia, un po' di lavoro interiore per cercare di far maturare questa forma dolore, da un dolore a un qualcosa che fosse strutturato in qualcosa di positivo, con tutto il rispetto per quella forma dolore. E che mi porta nel tempo ad avvicinarmi poi, per quello che faccio attualmente come lavoro come massoterapista, a una famiglia, a una ragazzina, Emily, di Valdobbiadene, qua nostra di Trevigiana, che si ammala di questo tumore, questo PNET, che la porta ad avere davanti a lei un anno di vita. Aveva 17 anni e lì tutta una serie di vissuto insieme con lei, con la sua famiglia e tutto quanto, e mi ha fatto avvicinare a questa ragazza, dove lei in quel momento esprime un desiderio di poter fare questa esperienza, questo viaggio a in Giamaica, che poi siamo andati a finire a Capoverde per questione di tempo, soprattutto lei è una ragazza terminale, non si poteva. Sono riuscito a mettere in piedi, grazie all'aiuto, una rete di amici che erano legati attorno alla famiglia. In quel momento non esisteva l'associazione, quindi non c'era una parte giuridica, non c'era una parte di responsabilità logistica e tutto quello che è l'insieme che c'è dietro ora con l'esperienza che abbiamo dopo 20 anni ormai. E abbiamo messo in piedi questa settimana a Capoverde. Siamo riusciti a partire per Capoverde, dove lì Emily si è trovata il 1° di settembre 2004, che ha compiuto i suoi 18 anni, col suo passaporto, il suo primo passaporto, e scopre che il suo desiderio in quel momento si stava concretizzando. Il giovedì dopo partiamo per Capoverde. Lì è stato il fulcro e la partenza un po' di tutto quello che è stato attualmente i sogni che abbiamo poi continuato, alla promessa che ho fatto lì in quel contesto, dove Emily comunque ha vissuto una settimana da principessa, proprio da ragazza, da 18enne, mentre aveva quasi un anno di malattia, e lì in quel momento, vedendo i suoi occhi brillare, come dico sempre, ho capito che stavo facendo la cosa giusta, e da lì, collegandomi poi all'esperienza vissuta con mio fratello, ho deciso che tornando a casa di andare dal commercialista, e parte l'avventura di sogni. Dare un'ufficialità a questa associazione. Sì.
Le chiedo subito se suo fratello, se Morris, aveva un sogno che non è riuscito a realizzare, se da lì poi ha innescato anche lei questo desiderio Ma di... proprio il fatto che non si sia, cioè almeno i miei genitori tuttora lo dicono, non si sia riusciti a realizzare i suoi sogni. E quello ha fatto scattare poi tutto questo meccanismo, con tutto il rispetto importantissimo che io ancora spingo per la ricerca, che è fondamentale. Il fatto, il desiderio di creare questa cosa che è legata ai sogni va proprio al fatto che proprio mio fratello non abbia potuto realizzare un po' il suo percorso, perché comunque si è ammalato che aveva 6 anni ed è morto quando ne aveva 14, quindi in quella fase lui voleva vivere, voleva essere un ragazzo normale, no? E quindi attorno la famiglia cercava in qualche modo di fargli vivere la sua normalità, ma la malattia lo portava a non poterlo fare come tutti gli altri. E questo a me è rimasto dentro moltissimo e ho cercato e sto cercando di non far vivere l'esperienza che abbiamo passato noi come famiglia e soprattutto da fratello agli altri fratelli e soprattutto ai ragazzi che vivono questa cosa, insomma. Noi intanto stiamo vedendo scorrere quella che è la presentazione della vostra associazione, stiamo vedendo una serie di personaggi che hanno incontrato, grazie a voi, questi bambini. E come venite a contatto con queste storie? In che modo? Sono le famiglie che vi contattano? Siete voi che in qualche modo riuscite a conoscere questi piccoli... Guarda, all'inizio proprio grazie a Emily, sono arrivato nello stesso ospedale che mio fratello era ricoverato, che è quello della oncoematologia pediatrica di Padova, una eccellenza in Italia e non solo in Europa per la qualità di cure che arrivano da tutta Italia e arrivano anche da tutta Europa per curarsi lì. Da lì, con l'esperienza fatta poi con Emily, i stessi medici hanno cominciato poi a chiedere, no? Visto che poi abbiamo ufficializzato che avrei continuato, facendo la promessa poi a Emily che avrei continuato a fare anche per i bambini che erano ricoverati all'interno, perché Emily faceva da babysitter ai più piccolini all'interno e c'era questo Riccardino che lei voleva che anche continuasse a realizzare il sogno di Riccardino. E da lì i medici stessi hanno cominciato poi a chiederci, soprattutto nella fase depressiva, quando i bambini non hanno più voglia di curarsi o sono stanchi o quando vedono che i medici stanno calando giù in una fase proprio che vogliono dargli energia, dargli forza, allora ci contattano. Adesso l'onore che ci è dato è proprio di dire anche il potere che ha un sogno, soprattutto di sostenere nei momenti più difficili del percorso di questi ragazzi. E ultimamente anche purtroppo ci chiamano i stessi medici che vogliono regalare proprio ai ragazzi meno fortunati, quelli che purtroppo ce ne sono anche di questi terminali, e loro stessi medici e infermieri ci chiedono di realizzare da parte loro i sogni a questi ragazzi e ci chiedono se possiamo realizzare qualcosa. E quindi nasce questa sinergia. E poi le famiglie all'interno, parlando tra loro, comunicano e qualche volta vengono chiamati dai genitori, che però noi facciamo sempre il tramite all'interno poi all'interno dell'ospedale di riferimento. E dopo il 2010, con quello che è stata la prima visibilità enorme con Antonella Clerici che ci ha voluto al Festival di Sanremo, veniamo contattati via sito anche da tutta Italia. Abbiamo fatto sogni a Palermo, Taranto, Cagliari, Brescia, Torino, dove veniamo chiamati, insomma, interveniamo. Come riuscite a raggiungere certi personaggi? Abbiamo visto calciatori, abbiamo visto cantanti, adesso vediamo in queste immagini scorrere, addirittura, insomma, adesso vediamo se lo vediamo, stiamo vedendo nel monitor, da casa si era visto prima Papa Francesco, abbiamo visto prima Buffon, abbiamo visto Messi, cioè, insomma, stiamo parlando di personaggi di una certa rilevanza. Allora, all'inizio è stato molto difficile, soprattutto quando hai delle storie dei ragazzi e ragazze che hanno anche a volte poco tempo, no? Quindi devi realizzare dei sogni non nei tempi normali, che vai per agenzia, magari sai che c'è un concerto in quella data e allora cerchi di organizzare i biglietti, questo e quello, e molte volte purtroppo non sono riuscito ad arrivare in tempo. Altre volte invece perché c'era la possibilità, perché il bambino o comunque la bambina stavano bene, avevamo delle tempistiche diverse, insomma si aspettava e si riusciva. Ma proprio per non disilludere soprattutto l'aspettativa e soprattutto perché comunque non realizzare il sogno era difficile, ho cercato di cominciare a credere un po' anche in quello che è l'aspetto della comunicazione e di chiedere un po' alle persone che si conosceva. E da lì è stato molto importante Alberto Bucci. Io vengo fuori dal mondo 30 kg fa dal basket, dalla pallacanestro Montebelluna, il grande coach Alberto Bucci, ex Fortitudo e Glaxo Verona e così via, amico poi di Antonella Clerici, fece arrivare molto velocemente ad Antonella
perché hanno lavorato assieme a dribbling e quindi un sogno che non si riusciva poi per un ragazzino, un piccolino qui di Mogliano, Federico, e siamo riusciti a fare una cosa molto rapida e veloce con lei. Da lì poi grazie ai contatti in Rai con Antonella è stato già diretto, quindi contatti diretti con artista, con i management vari, poi per affidabilità, finché poi ci ha voluto al Festival di Sanremo nel 2010 e da lì con 3 parole che ha detto ha dato un'affidabilità enorme e la cura che abbiamo avuto in una settimana con tutte le agenzie radio, giornali, quindi i media e soprattutto anche quelli poi dei management, degli artisti, dei cantanti e tutto quanto, siamo riusciti ad entrare dentro nella linea diretta proprio con i personaggi. E adesso arriviamo a volte che sono i personaggi stessi che comunicano con il suo personaggio quando abbiamo bisogno per arrivare in tempi veloci, insomma, e questo... Mi ha colpito quando lei ha detto è successo le volte che non siamo arrivati in tempo, cioè che il bimbo sia venuto a mancare prima che riusciste a realizzare in questi anni. In quel momento che cosa si prova? Capire che non si è riusciti a realizzare quell'ultimo sogno? È proprio il mancare a una promessa, no? Che è stata fatta al tempo ad Emily, quindi il non riuscire male, c'è un vuoto dentro che comunque porta comunque un'esperienza e dire cosa posso fare di più. E da lì abbiamo cominciato a inserire poi nella richiesta dei consensi ai sogni che facciamo il piano B. Quindi cerchiamo di chiedere alla famiglia, quando c'è la richiesta del sogno, se hanno anche un altro desiderio. Quindi magari se non riusciamo con uno, colpiamo e andiamo sicuramente con l'altro. E la cosa bella è che a volte se riusciamo, quando si sblocca anche l'altra situazione, magari non riusciamo per tempo a organizzarlo a volte realizziamo anche a questo bambino, proprio per la sua complicità che ha, anche 2 sogni se serve, insomma. Perché è successo che qualche personaggio vi dicesse di no? Sì, purtroppo sì, per motivi che possono essere a volte capiti, tipo non ce la faccio ad affrontare magari un bambino ammalato e lì bisogna rispettarlo e tutto, mentre altri dove non trovano magari modo o non so darti una spiegazione perché ci viene risposto di no, però grazie al piano B riusciamo a far felice quel bambino insieme lo stesso. Che cosa si prova quando quel bambino incontra e si trova di fronte al suo sogno finalmente realizzato in carne ed ossa? Guarda, qui stiamo vedendo, poi c'è Angelo che ha incontrato Aldo, Giovanni e Giacomo. Ultimamente stiamo poi facendo uscire anche i video in un certo modo, in modo che la gente possa vivere come noi possiamo vedere la cosa. Lì vedi quello che dicevo prima su Emily. I ragazzini e ragazze che stanno dentro in reparto per tanto tempo, gli si spengono proprio la parte occhi. Devono vivere un vissuto che comunque non è per la loro età. E quando realizzi un sogno, come qui eravamo a Roma, vedi l'emozione, vedi che esprimono una forza dentro e soprattutto si accendono i loro occhi e da lì so che appunto stiamo facendo la cosa giusta e ti dà una grande forza per dire dai, andiamo avanti, continua, che stiamo facendo una cosa bella per questi bambini. E la forza che viene data anche alla famiglia, perché poi c'è il bambino malato e c'è poi la famiglia che soffre altrettanto. Sì, per l'esperienza che ho vissuto io, quando non hai la mamma per tanto tempo, perché comunque deve stare dietro il papà che deve, si spacca un po' tutto questo equilibrio. E quindi ecco, l'obiettivo che ho da quando ho creato Sogni era quello di unire la famiglia, proprio perché quando si ammala un bambino si ammala la famiglia. Molte realtà hanno il senso di portare a qualsiasi evento magari un disabile o in questo caso noi abbiamo un bambino, non vogliamo parlare di disabilità ma non perché, ma perché comunque quel giorno per noi quel bambino è un bambino che farà la sua esperienza normale e di solito c'è un bambino accompagnatore. Invece noi vogliamo che quando organizzo l'incontro ci sia l'accoglienza di tutta la famiglia. Adesso sto organizzando un sogno che partiremo con una famiglia di Taranto, che partiremo per Disneyland Paris, hanno 5 bambini, hanno 5 figli. Quindi c'è tutta questa voglia di unire proprio per poi, ecco, un po' un problema con la logistica, i voli, questo e quello, ma insomma mai abbiamo l'esperienza e questo non è un problema. Però uniremo la famiglia di vivere questi 3 giorni a Disneyland assieme e quindi un ricordo assieme. Faccio la domanda meno bella che si potrebbe fare in questo momento, ma
tutti i costi sono sostenuti dalla vostra associazione? Sì, questa è la bellezza, perché la famiglia quando viene via non deve pensare a altro che vivere proprio ogni momento con loro. Molte volte non ti nascondo che tirano fuori il portafoglio perché si sentono peso, ma lasciami pagare almeno un caffè. No, siete ospiti nostri, miei, e fino a quando vi prendo a casa e vi riporto a casa dovete solo pensare a divertirvi, e questo è la nostra forza bellissima. E questo aumenterà sempre di più la difficoltà nella ricerca dei fondi, nella sostenibilità, però grazie un po' a quello che facciamo, a questa possibilità che ci dai anche oggi di essere qui e tutto, si cerca sempre le persone, eventi o situazioni che ci danno una mano, e siamo contenti, insomma, che fino adesso le promesse mantenute siamo riusciti a mantenere. All'inizio è stato molto difficile, c'è stato molto sacrificio anche da parte mia personale. Ringrazierò sempre Cristiana, lasciami dire, Cristiana Biasotto, che è stata con me partecipe dall'inizio con Emily e mi ha dato sempre una mano, e per fortuna tante aziende. Poi adesso con l'impresa sociale che abbiamo aperto invitiamo anche le aziende a darci una mano, perché comunque c'è una bella possibilità anche per un discorso di sgravio fiscale, che ci possono sostenere a far vivere delle esperienze. Noi non abbiamo dei prodotti, noi facciamo vivere delle esperienze, che è un sogno. Adesso poi è partito anche Sogni Channel, che vi invito ad andare a vedere nel nostro sito, nel nostro canale YouTube, che è bellissimo, dove i ragazzi oncologici che ce l'hanno fatta, assieme ai ragazzi che stanno bene, per inclusione lavorano assieme a creare dei format bellissimi attraverso il mondo dei social, dalla musica alla cucina, a sport, challenge musicali e quello che è, dando la possibilità a loro stessi di scrivere e di poter vivere questo momento loro diverso da quello che era poi dimenticare un po' la malattia. Però hanno una visione diversa, perché col vissuto che hanno avuto possono parlare ai loro coetanei in modo diverso, insomma. Voi realizzate il sogno di questi bambini, delle loro famiglie in qualche modo, che hanno il sogno di vedere i figli tornare a sorridere, tornare ad illuminarsi gli occhi, e voi da questo lavoro, da questa fatica che fate, perché insomma c'è una grande organizzazione alle spalle, che cosa vi portate a casa ogni volta che riuscite ad esaudire questo sogno? Beh, c'è l'ansia da prestazione prima, che quindi ti porta, tutta la parte iniziale ti porta proprio al fatto di essere sempre all'altezza, no? E quindi l'ansia, dopo la gioia infinita, e soprattutto anche se hai delle problematiche, perché non è facile, perché comunque il tempo che si dedica porti via, tra virgolette, il tuo tempo, la tua famiglia e tutto, no? Però poi assieme, perché comunque grazie a mia moglie che mi sopporta e mi supporta, perché fa parte anche lei all'interno della nostra realtà, e mi dà la possibilità appunto poi di gioire tutti assieme e soprattutto vedere i risultati che abbiamo nella felicità di questi bambini, che è la cosa primaria. Quindi quando abbiamo acceso i loro occhi e soprattutto li vediamo felici, sappiamo che dobbiamo continuare. Io dico sempre che è meglio, non vorrei più realizzare nessun sogno, proprio perché non ci siano più bambini ammalati. Ecco, un giorno spero si possa arrivare a questo. Questo è il suo sogno? Questo è il mio sogno. Non dover più realizzare il sogno? Sì, proprio perché, non perché, per il fatto che non ci saranno più bambini ammalati. Il 31 marzo è stato un giorno da segnare in rosso sul calendario. Vediamo un attimo queste immagini di questa consegna importante per Rudy Zanatta. Rudy Zanatta. Fondatore e presidente dell'associazione Sogni Onlus, che in collaborazione con diversi ospedali si occupa di realizzare i sogni di bambini e ragazzi affetti da patologie oncologiche gravi e terminali, per consentire loro e alle loro famiglie di uscire, anche se per un breve tempo, da una quotidianità fatta di ospedali e terapie. Ne sono stati realizzati circa 300 in questi 20 anni. Quando i loro occhi si illuminano e tornano coscienti, capisco che sto facendo la cosa giusta. Una soddisfazione immensa ai bambini felici, anche se solo per pochi giorni i nostri sogni sono un modo per dare sollievo.
insomma, penso che questo sia il riconoscimento più alto che potesse esserci per voi, per il vostro lavoro, per la vostra fatica, per la vostra associazione, ricevere direttamente dalle mani del Capo dello Stato questo riconoscimento. Sì, è stata una grande sorpresa e anche qui, come vedi, i nostri guerrieri, le nostre super guerriere, ragazze, questo è arrivato direttamente la candidatura dal Quirinale. Perché un anno fa, quando c'è stato il passaggio, la chiusura del primo mandato del Presidente della Repubblica, una ragazza di 18 anni che era ricoverata a Gilda, che era ricoverata a Torino, e aveva espresso il desiderio di incontrare o di sentire telefonicamente il Presidente della Repubblica. In quel momento il Presidente della Repubblica stava uscendo dal Quirinale e stava andando a casa perché stava sgombrando la sede per proprio poi la settimana dopo c'erano le votazioni. Riesco a contattare il capo di gabinetto, riusciamo a dare l'appuntamento al Presidente che potesse chiamare Gilda il lunedì quando rientrava. Purtroppo Gilda il sabato si ammala di Covid e la domenica pomeriggio muore. E non riusciamo a realizzare questa cosa. Si sono talmente emozionati dentro per questa cosa che hanno voluto poi in qualche modo sentire la famiglia, ma poi in automatico hanno voluto un po' dar risalto a quello che in questi anni ho fatto e hanno candidato questa cosa. E un anno dopo mi è arrivata la telefonata di aver ricevuto questo premio ed è stato non tanto per Rudy come persona ma soprattutto per tutto il mondo che c'è dietro a Sogni e soprattutto per quello che poi dà la visibilità. E per quei bambini che e soprattutto per quei bambini 300, che portiamo avanti, oltre 300 oltre adesso 300 sì. sogni. E abbiamo capito per questo bambino di Taranto Disneyland. E poi? Abbiamo il 7, adesso spero di avere la conferma, ma come stiamo lavorando a un sogno di un nostro bambino qui delle nostre zone per Sfera e Basta, Imola. Poi abbiamo la prossima domenica, anche lì ci stiamo lavorando e come sempre rischiamo di andare sotto data, però stiamo lavorando per Johnny Depp che sarà a Marostica, perché non sapevo che oltre che essere un gladiatore è anche un bravo cantante, un gruppo rock. Poi stiamo lavorando per le Frecce Tricolori, dove porteremo un ragazzino al campovolo su a Dobiacco, dove volerà con i comandanti, ex comandanti delle Frecce Tricolori su, che hanno un bellissimo campovolo a Dobiacco e lo faremo volare lì sopra le Dolomiti. Poi stiamo lavorando, abbiamo questo ultimo, c'è il concerto a Roma a luglio sempre, una ragazzina, e poi me ne stanno arrivando anche altri, quindi sì. Una lunga lista. Sì. Dietro la quale purtroppo ci sono delle storie di dolore, di sofferenza, sì, ma la cosa anche di speranza. Sì, di speranza soprattutto, perché dico sempre che non deve mai essere. Noi, sai, anche i bambini che ci guardano sanno che Rudy realizza i loro sogni, no? E a volte esce anche il messaggio che realizzo i sogni, i loro ultimi sogni. Molti bambini poi mi chiamano: tu mi hai realizzato il sogno, perché allora io devo morire. No, per fortuna no, perché sono dei bambini che stanno facendo il loro percorso, sono dei bambini oncologici, poi ci sono anche quelli terminali. E quindi bisogna stare anche noi stare un po' attenti sempre a quello che comunichiamo, perché dall'altra parte ci sono i nostri che stanno guardando. Però la promessa, la soddisfazione è sempre quella di riuscire a poterli realizzare. Questo è il nostro obiettivo primario. Grazie a voi. Grazie Rudy, grazie non tanto per essere stato qui, ma grazie per quello che sta facendo, che fate, e perché sono gesti fondamentali, importantissimi per queste famiglie, per questi bambini. Quando lei ha detto si vede la luce riaccendersi, penso che sia insomma un messaggio importante, quindi chi può darvi una mano per affrontare questo penso sia il gesto più bello. Grazie davvero. Ringrazio anche Silvia per l'evento che hanno fatto, e ne colgo l'occasione visto che aveva nominato prima, e quindi grazie, è stato un grandissimo, bellissimo spettacolo, soprattutto vedere anche tanti ragazzi che hanno realizzato il loro sogno lì, nel talento che hanno della danza, a fare un bellissimo spettacolo e pensare poi ad aiutare anche altri bambini meno fortunati, quindi grazie di cuore.
anche quella è stata l'occasione, perché è stato mandato in onda proprio il video che avete visto, per chi non vi conosceva ancora, per conoscere ed avvicinarsi al vostro meraviglioso mondo. Grazie davvero a Rudy, in bocca al lupo per tutti i sogni che avete da realizzare. Speriamo che si possa realizzare anche il suo sogno di vedere sempre meno bimbi malati, perché è l'ingiustizia più grande che possa esserci in questo mondo. Grazie davvero Rudy. Grazie. E noi proseguiamo andiamo a Bassano del Grappa con la chiusura del Ponte della Vittoria, ed è dura la posizione dei commercianti bassanesi, perché è a rischio le notti bianche in programma. La decisione che era stata presa proprio con questi termini l'abbiamo saputa a mezzo stampa. La decisione presa a mezzo stampa, di cui parla con un certo disappunto Alberto Borriero, referente della Confcommercio bassanese, è quella della chiusura del Ponte della Vittoria per lavori che, per quanto necessari, sarebbero arrivati come un fulmine a ciel sereno, senza la dovuta programmazione condivisa, lamenta Borriero. Mai avremmo pensato che fosse un intervento così gravoso e con una chiusura di 2 mesi nell'immediato, quindi era un argomento per quanto poco da discutere per tempo, in modo da far sì che tutti i disagi fossero messi al minimo indispensabile. Così invece abbiamo dei problemi enormi da risolvere in pochissimo tempo. Mancano progettazione, momenti di concertazione, prosegue il presidente dei commercianti. Si sta ricreando quella situazione che abbiamo già vissuto con gli interventi di ristrutturazione del Ponte Vecchio, quindi pensavamo che quel modo di lavorare sbagliato abbia fatto scuola. In realtà invece vedo che queste cose riaccadono ancora. E in tutto questo rischiano di saltare le notti bianche, Bassano sotto le stelle, uno degli appuntamenti più attesi nell'estate cittadina. Ora avere la prima serata in concomitanza con l'avvio dei lavori e la chiusura di una delle arterie principali sta mettendo in discussione tutto il piano viabilistico del centro storico, e quindi dobbiamo capire se è una scelta responsabile mettere in stand-by l'evento oppure continuando, con il rischio di creare disagi ancora più forti. Perché quali sarebbero le problematiche maggiori se si facessero? Sicuramente ci sono dei tappi, limitando ancora lo sfogo in direzione Marostica, in più concentrando una massa di persone che si aggira più sui 3.000-3.500 veicoli solamente per quella serata, sembra quasi che stiamo creando una bomba d'orologeria. In merito alla riunione informativa prevista per questo lunedì sera, i commercianti passano. Non ci saremo e lo ascolteremo tranquillamente a mezzo stampa. Da luglio partono le visite guidate alla statua del Gattamelata a Padova. Intanto noi torniamo a salire sullo splendido monumento del Donatello e lo facciamo insieme a Valentina Visentin e Cristian Roque Allende, eccoli lì pronti con tanto di caschetto. Buongiorno Valentina. Buongiorno da Padova, siamo nel sagrato della Basilica del Santo. Da domani apre il sito per prenotare le visite guidate al monumento equestre del Gattamelata. Aprirà il sito www.ilsantopadova.it, le visite saranno disponibili a partire dal 7 di luglio, ma intanto venite con noi e saliamo in anticipo per mostrarvi quello che si potrà vedere. Dunque le visite guidate inizieranno il 7 di luglio, si svolgeranno solo nel fine settimana, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 9:30 alle 13 e poi al pomeriggio dalle 14:30 alle 18. 12 posti disponibili per turno, perché così si potrà godere al massimo delle indicazioni tecniche indispensabili per salire sul ponteggio, il caschetto come quello che stiamo indossando e le scarpe da ginnastica e ovviamente anche una buona dose di fiato, visto che le rampe di scale sono 3, ma poi la vista panoramica è mozzafiato, i ponteggi e i lavori di restauro sono quasi terminati, poi la soprintendenza dovrà stabilire che tipo di intervento. Rifiatiamo un po' e qui troviamo il dottor Nicola Salvioli, restauratore. Che cosa scopriranno i visitatori? Potranno vedere da vicino il capolavoro di Donatello, perché abbiamo la rappresentazione di Gattamelata con un'armatura un po' all'eroica, è un po' quella che era forse la sua originale del suo tempo, la sua spada, su questo destriero bellissimo che avanza imperterrito verso Padova, perché è indirizzato verso il nord, quindi verso Padova.
Sono terminate le indagini, insomma poi fra poco si dovrà stabilire che tipo di intervento per tutelare questa statua, una statua che è stata esposta per tantissimi anni, secoli alle intemperie. Come sta il Gattamelata? Sì, ora abbiamo terminato la prima fase autoptica, cioè quella dell'osservazione. Da qua partiranno una serie di analisi diagnostiche, chimiche, fisiche. E sta come un oggetto dopo 650 anni all'aperto, non tanto bene, soprattutto perché purtroppo gli ultimi 60-70 anni sono i più aggressivi, cioè l'inquinamento è stato molto forte e noi già dalla documentazione della prima guerra e della seconda guerra mondiale possiamo vedere un velocissimo peggioramento della superficie, abbiamo perso in alcuni punti anche 1 millimetro di bronzo originale, quindi ha necessità di cure importanti. È un'opportunità, sarà un'opportunità per i padovani e per i tanti turisti poterlo vedere così da vicino. Esatto, vedranno il bronzo, il suo basamento, perché anche quello di Donatello, potranno vedere la basilica da una prospettiva diversa perché siamo a pochi metri in altezza e sì, è una cosa unica, non succede sempre dappertutto, ma poter visitare da vicino un'opera che non è esposta in museo è una situazione abbastanza singolare. Il biglietto costerà 11 euro, si potrà poi ammirare anche l'oratorio di San Giorgio, recentemente inserito nel patrimonio UNESCO dell'Urbs Picta, e questo biglietto darà poi la possibilità di avere anche una guida, una visita guidata, quindi con spiegazioni dettagliate rispetto al monumento di Donatello e al Gattamelata. Da Padova è tutto e con questa bellissima immagine così ravvicinata del Gattamelata restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin e a Cristian Roccaiende, grazie per averci permesso in qualche modo di salire anche noi fino in alto e vedere così da vicino questo simbolo della città di Padova. Adesso noi ci fermiamo per la pubblicità e torniamo tra pochissimo in diretta. Rieccoci in diretta, abbiamo un aggiornamento sulla vicenda della professoressa del Rodigino colpita dai pallini di plastica sparati dai suoi studenti durante una lezione, studenti che poi sono stati promossi con il 9 in condotta. Vi abbiamo letto pochi istanti fa le dichiarazioni del ministro Valditara che chiedeva alla dirigente scolastica di rivalutare quella che era stata poi l'esito degli scrutini, e ora interviene la dirigente scolastica. Ha parlato il ministro, ora riconvocheremo il consiglio di classe per riflettere e rivalutare la situazione, lo ha detto all'ANSA la dirigente dell'istituto Viola Marchesini di Rovigo, Isabella Sgarbi, dove 2 degli allievi che avevano sparato pallini di gomma sono stati promossi con il 9 in condotta. Nei giorni scorsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva inviato un'ispezione alla scuola. La comunicazione da parte del ministro Valditara di rivedere il voto degli studenti, ha aggiunto Sgarbi, è stata comunicata dall'ufficio scolastico regionale. Dunque staremo a vedere che cosa accadrà nei prossimi giorni. Adesso cambiamo argomento, torniamo a quella che è stata la decisione della Procura di Padova di pochi giorni fa di impugnare 33 atti di nascita di bambini e bambine, figli e figlie di coppie omogenitoriali. Perché? Ordine degli psicologi del Veneto e Ordine degli assistenti sociali del Veneto hanno deciso congiuntamente di prendere una posizione. Allora ce la spiegheranno loro. Buongiorno al presidente dell'Ordine degli psicologi del Veneto, Luca Pezzullo. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi, bentrovati. Grazie per essere con noi e grazie anche alla vicepresidente dell'Ordine degli assistenti sociali del Veneto, Jessica Spader. Buongiorno Vicepresidente. Buongiorno, bentrovati a tutti e a tutte. Allora, Presidente Pezzullo, innanzitutto perché avete sentito il dovere di prendere questa posizione che ora sia lei che la Vicepresidente Spader ci spiegherete. Perché era necessario intervenire? La nostra preoccupazione congiunta è stata relativa ai cosiddetti, quelli che abbiamo definito i diritti psicologici e sociali dei minori e delle famiglie coinvolte, nel senso che chiaramente la questione giuridica, la questione legislativa segue un suo percorso legittimo. Giustamente ci sono stati degli approfondimenti formali, procedurali della Procura rispetto a questo, e chiaramente poi la magistratura andrà a valutare quello che è il quadro giuridico. La nostra riflessione congiunta si è spostata però su un altro piano, un piano che non si può in questo caso
caso non considerare, che è quello dell'impatto psicologico di quello che sta succedendo da un punto di vista istituzionale, normativo, politico intorno a questa situazione, sulla quale ci siamo sentiti di richiamare in quanto tecnici dell'ambito appunto psicologico e sociale rispetto a quelle che sono delle necessità, le necessità psicologiche della qualità della cura e del contenimento familiare per quanto riguarda i minori ma anche gli adulti coinvolti, perché un evento del genere chiaramente, indipendentemente appunto da tutte le sue legittime valutazioni giuridiche, richiede anche un'attenzione a quella che è la dimensione dell'impatto. Dei bambini scoprono o stanno iniziando a comprendere con qualche difficoltà che quelli che avevano considerato delle figure di riferimento lo sono, ma in parte o formalmente potrebbero non esserlo pienamente. Questo sicuramente può essere destabilizzante per il benessere psicologico degli stessi, così come di tutto il nucleo di cura, tutta la rete di cura che sta intorno a questi bambini. Da cui la necessità per noi di inserire anche, in aggiunta appunto al quadro normativo, un'ulteriore riflessione su questi bisogni psicologici e di riconoscimento sociale. Adesso capiremo come questo cambiamento formale può però in realtà avere un peso psicologico per il bambino anche nei rapporti con gli altri coetanei, che sappiamo alle volte essere particolarmente difficili, perché i bambini nella loro semplicità possono essere anche cattivi alle volte, per cui cercheremo di capire quelle che possono essere l'impatto. Presidente. Vicepresidente Spader, c'è tutto un tessuto sociale in questo momento che viene coinvolto da questa decisione della Procura. Che cosa vi preoccupa e che cosa in particolar modo chiedete che si concentri l'attenzione anche dell'opinione pubblica? Noi chiediamo che l'attenzione dell'opinione pubblica e che l'attenzione in generale sia verso i diritti dei bambini e delle bambine. Questo è quello che ci preme di più ed è questo quello che chiediamo. È importante che i bambini e le bambine che hanno conosciuto questa realtà sociale e questa realtà familiare possano continuare a vivere serenamente all'interno del proprio contesto familiare ed educativo e sociale con quelli che sono le protezioni e le tutele legali che comporta aver riconosciuto una bigenitorialità. A livello sociale e a livello normativo il peso che può avere è legato proprio anche alle questioni di diritto rispetto alla risposta che può dare il genitore non biologico e quindi ai diritti del genitore non biologico, ma un genitore riconosciuto dal bambino e dalla bambina come un punto di riferimento stabile. Questo anche nei contesti sociali, che sono i contesti scolastici, che sono i contesti comunque anche di una vita che non è solo all'interno della famiglia, tant'è che le stesse famiglie ci raccontano e ci dicono, sia le famiglie arcobaleno sia le famiglie che vivono e condividono questi spazi sociali, come dire, una forte integrazione e un forte senso di inclusione che, come dire, questa presa di posizione potrebbe minare. Allora, Presidente Pezzullo, torno al tema di poco fa, ovvero quelle che possono essere le conseguenze di quello che appare come un atto formale, ma che in realtà significa in alcuni casi per il bambino anche cambiare il cognome. E quindi che cosa accade psicologicamente nel rapporto con gli altri coetanei? Sicuramente questo è un tema e si pone un interrogativo al bambino che deve capire, deve cercare di costruire significato in qualcosa che apparentemente per lui, dal suo punto di vista soggettivo, psicologico, potrebbe non averlo. Improvvisamente uno dei due genitori che è stato abituato magari a considerare appunto una madre di cui magari appunto era abituato a sentire il cognome e quant'altro, di colpo questo cognome non c'è più, questa madre non è più una madre nel senso pieno del termine, ma diventa qualcosa di apparentemente altro ed è disorientante per un bambino, chiaramente un bambino molto piccolo potrebbe avere come dire, ancora il tempo di costruirsi una rappresentazione, ma un bambino magari di 5-6 anni le domande le pone e le domande possono avere delle risposte difficili. Il fondamento identitario si inizia a costituire intorno a quell'età, il sapere che ho delle figure genitoriali di riferimento che mi hanno allevato, mi hanno portato avanti, hanno permesso di costruire un attaccamento affettivo ma anche identitario legato al mio cognome, alle famiglie, al nucleo di sicurezza affettiva, formale,
che è funzionale, quotidiana, che c'è nella mia vita, diventa un elemento importante del mio senso di identità personale, e questo può diventare sicuramente un elemento disturbante, un elemento che va risolto. E ripeto, da un punto di vista normativo le questioni sono sicuramente complesse e vanno approfondite legittimamente nelle sedi dovute, ma da un punto di vista psicologico questo è un elemento che deve essere considerato, perché gli impatti sono significativi. Impatti che possono pesare sulla vita del bambino anche da adulto? Sicuramente si inizia a costituire un senso di identità, e il chiedersi perché la mia famiglia da questo punto di vista non è pienamente riconosciuta o la mia famiglia ha qualcosa che non va è un tipo di domanda che un bambino si può iniziare a porre e può andare a minare alcuni aspetti della costruzione del percorso identitario. Poi chiaramente questo dipende, vedete, io su questo faccio un rilancio. Noi siamo a volte abituati a pensare alla crescita nei nuclei familiari come se fosse un po' una dinamica del mulino bianco, ma quasi nessuna famiglia è normale se la vogliamo osservare da vicino. Ci sono persone allevate da una madre single, ci sono persone allevate da un padre e una sorella, una zia, ci sono bambini allevati da una madre e una nonna, ci sono famiglie apparentemente, funzionalmente e formalmente normali ma che sono gravemente disfunzionali al loro interno. In realtà c'è un'enorme diversità nei nostri nuclei familiari. Allora da questo punto di vista forse è il caso di iniziare a riconoscerlo e a focalizzare il punto centrale. La qualità emotiva di vita del bambino, la crescita psicologica del bambino dipende dalla qualità delle cure, cioè avere dei genitori o delle figure genitoriali di riferimento responsabili e attente. Quella è l'unica variabile psicologica che conta, non l'orientamento sessuale, il genere, il livello di istruzione medio o tante altre variabili che pure possono influire su altri aspetti, ma non sugli aspetti legati al benessere psicologico del minore. Dottoressa Spader, quello che diceva adesso il presidente Pezzullo, cioè la nostra società si è evoluta, non c'è più un unico tipo di famiglia che deve essere riconosciuta. Certo, non c'è più un unico contesto familiare, non è più quello che noi conoscevamo 50 anni fa, 60 anni fa. Le famiglie si sono evolute e ci si impone come tecnici di parlare di famiglie e non di un solo modello di famiglia. Il parlare di famiglie implica appunto tenere dentro tutte le diversità e tutte le componenti della società. Come diceva prima appunto il presidente Pezzullo, dobbiamo tener conto che la famiglia è il luogo di affetti, è il luogo della continuità educativa, e queste famiglie sono composte, le famiglie possono essere composte da diverse persone. Non è, come dire, il fatto di essere madre e padre e di avere un figlio il fatto che compone una famiglia, ma sono le relazioni significative che creano poi quell'identità e quella base sicura per i bambini, che danno la linfa e sono appunto quello che adesso per ora intendiamo famiglie. Il nostro codice deontologico è stato appunto riscritto nel 2020 e ha tenuto conto di questo cambiamento, proprio sostituendo il termine famiglia con il termine famiglie. È fondamentale quindi all'interno di quello che è un contesto tecnico e professionale come quello del servizio sociale, tenere in considerazione le varie pluralità, le varie differenze e considerarle nella sua obiettivo, nella sua interezza, che è quella appunto di creare delle relazioni certe e sicure. Ricordiamoci che le famiglie non sono solamente i genitori, ma sono composte anche dalle relazioni familiari che si creano intorno a questi bambini. Sappiamo tutti la valenza, l'importanza della figura dei nonni, anche nel sostegno, come dire, delle famiglie, e questo, come dire, il calore e la funzionalità nel sostegno e nella cura dei bambini è quello che noi come tecnici consideriamo famiglia. C'è un vuoto normativo, vicepresidente, che andrebbe colmato? C'è un vuoto normativo e su questo vuoto normativo in qualche modo le istanze e le prese di posizioni sono quelle prese di posizioni dei singoli amministratori, andrebbe colmato per dare una base giuridica certa a questi bambini e a queste bambine, che sono bambini e bambine nati, cresciuti, pensati e già progettati in una famiglia, quindi c'è già il pensiero, come
della procreazione, e questo è un dato importante, per cui a questi bambini va data una risposta giuridica che possa essere tutelante, deve essere tutelante e non legata, come dire, all'intenzione del singolo o a appunto delle decisioni individuali. Dottor Pezzullo, chi si schiera contro le cosiddette famiglie arcobaleno, le famiglie omogenitoriali, sono anche in questo caso tanti termini dal punto di vista del lessico che si utilizzano, portano sul tavolo come argomentazione il fatto che il bimbo, il bambino, la bambina che ha genitori dello stesso sesso può avere delle conseguenze dal punto di vista anche psicologico dell'evoluzione e della crescita, ma gli studi scientifici vanno da tutt'altra direzione. Esatto, come psicologi ce lo siamo posti ovviamente questo tema con la diffusione sociale negli ultimi 20-30 anni di questi modelli a livello internazionale, di questi modelli familiari, e ci sono state tantissime ricerche su questo, perché chiaramente va verificato, da psicologi noi abbiamo un approccio scientifico e verifichiamo le asserzioni, le ipotesi, e quello che è stato verificato a livello internazionale su tantissime ricerche, decine di ricerche a livello internazionale per decenni hanno sempre confermato questo punto fondamentale: il benessere psicologico dei minori cresciuti in famiglie omogenitoriali non dipende appunto dall'orientamento dei genitori, ma dalla qualità delle cure ricevute, esattamente come nelle famiglie eterogenitoriali. Da questo punto di vista quindi non ci sono differenze su eventuali, tra virgolette, ricadute psicologiche disfunzionali diverse tra le famiglie omogenitoriali e quelle eterogenitoriali. Di questo abbiamo certezza scientifica. Allora questo deve diventare un elemento che comunque consideriamo, pur, come dire, nella libertà di pensiero di tutti, e questo è, come dire, uno dei nostri valori di una democrazia libera e liberale, però al contempo dobbiamo anche considerare i dati oggettivi. Le evidenze scientifiche ci dicono che questo è un timore infondato da un punto di vista verificabile e verificato. Quindi non c'è nessun effetto diretto dell'orientamento dei genitori, l'effetto invece è legato alla qualità delle cure, quindi ci possono essere famiglie come dire, eterosessuali, eterogenitoriali assolutamente disfunzionali che producono conseguenze gravemente negative sui minori, e famiglie omogenitoriali in cui la qualità della cura è molto alta e che quindi diventano generatrici di salute emotiva per i bambini e tutte le persone con cui interagiscono. Ecco, questo è un concetto che deve entrare nel discorso sociale, altrimenti rischiamo di limitarci a delle valutazioni come dire, basate su luoghi comuni. La ricerca c'è stata ed è assolutamente univoca e massiccia nel confermarci e rassicurarci su questo. Presidente, le famiglie che si trovano di queste 33 famiglie coinvolte dalla decisione della Procura di Padova, come possono affrontare ora il dialogo, il confronto con i propri figli di fronte a questo cambiamento, a questa decisione? Nel rassicurare che il contesto di cura, perché adesso tutti noi ci dobbiamo preoccupare ovviamente in primis del benessere psicologico dei bambini, della loro sicurezza emotiva e della sicurezza emotiva di chi se ne prende cura, perché non ci dobbiamo dimenticare di prenderci cura di chi si prende cura, questo è un assioma fondamentale. Allora di parlarne insieme, di rassicurare sul fatto che la continuità delle cure ci sarà sempre, la continuità degli effetti c'è sempre, che da un punto di vista funzionale e relazionale in questo momento non cambia niente, che sicuramente ci sono in questo momento per i bambini più grandi delle situazioni su cui ci sono degli approfondimenti in corso, ma che questo non impatta comunque. In altri termini, in ogni situazione di rischio, di crisi, di complessità, bisogna rassicurare i bambini in un quadro, diciamo, di come dire, continuità, di rappresentazione della continuità, che in questo momento è l'elemento fondamentale. Poi nel proseguo sarà, quando anche cresceranno un po', sarà più facile spiegare o illustrare alcune delle articolazioni di questa situazione, ma la speranza e la continuità, questi sono i due elementi che devono essere veicolati. Dottoressa Spadera, è necessario però che si faccia un ulteriore passo a livello di società, che ci sia un cambio di mentalità generale, ci sono ancora troppe barriere quando si affrontano queste tematiche? Sono tematiche importanti, sono tematiche che riguardano la vita e quindi insomma sappiamo che dipendono molto insomma dalle sensibilità delle persone e dai pensieri, insomma in qualche modo dalle convinzioni. Sì, ci serve un passo in avanti, serve pensare appunto alla parte dell'inclusività, ma serve soprattutto cominciare a pensare al benessere di questi bambini, quindi in una società che sta cambiando e noi siamo chiamati a rispettare i diritti sociali e civili delle persone,
di tutte le persone, indipendentemente, come dire, dagli orientamenti, dalle identità. Questo è un passaggio culturale che vediamo forse più agevole nelle nuove generazioni, perché vediamo che i ragazzi e le ragazze forse in qualche maniera sono già pronti ad accogliere una società che sta cambiando e di cui fanno parte e la vivono appieno. C'è da dire che noi abbiamo un bagaglio culturale importante che ci serve, che è valoriale, e che a volte, come dire, dobbiamo utilizzare anche questi valori per andare oltre e pensare veramente a ciò che è necessario e a prescindere dalle nostre convinzioni andare verso i diritti. I diritti dei bambini deve essere una priorità per tutti, e questi bambini, lo diceva prima il Presidente Pezzullo, hanno bisogno di una sicurezza, di un quadro normativo certo. L'unico altro modo per creare come dire, una base sicura è intraprendere un percorso di adozione da parte del genitore non biologico. È come dire, un procedimento, una procedura civile che si adotta, ma che richiede un grandissimo investimento da parte delle mamme e appunto nel intraprendere questo percorso. Ci sono diversi studi anche su questo, anche rispetto a questo il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali sta elaborando un documento proprio per guidare, per dare delle indicazioni anche metodologiche e tecniche a tutta la comunità professionale in queste indagini rispetto appunto alle valutazioni alla stepchild adoption. Siamo e continuiamo ad essere in tutti i servizi a stretto contatto con i nostri colleghi, con gli psicologi che come dire affiancano e comunque ci avvaliamo l'una della professione dell'altra proprio per analizzare al meglio in maniera più completa, insomma, ecco, tutti gli aspetti dell'essere umano che sono sociali, sono psicologici e vanno integrati. Certo. Presidente Pezzullo, io le faccio un'ultimissima domanda, cambiando argomento e tornando alla notizia d'apertura, quella dell'omicidio di Conegliano. Abbiamo parlato, è il quarto omicidio in provincia di Treviso nell'ultimo mese e mezzo, in quello, lo diceva anche il sindaco di Conegliano Chiesa in apertura, in una provincia che fino all'anno scorso veniva descritta dalle statistiche come una delle più sicure a livello italiano. Come dobbiamo leggere questa escalation di casi che chiaramente preoccupano quella che è il senso di sicurezza che i cittadini avevano fino allo scorso maggio? Sicuramente il senso soggettivo di sicurezza ne viene colpito, perché la nostra mente, vedendo questa concentrazione statistica di eventi, seppur tra di loro scorrelati, non collegati tra di loro, si allarma un po'. È una reazione fisiologica, diciamo, della nostra mente, che quando vede una serie di eventi pericolosi, percepiti come pericolosi, li associa tra di loro. In realtà un elemento che io mi sento di sottolineare è che anche se c'è questa concentrazione statistica effettivamente significativa, da un punto di vista generale, se noi guardiamo le statistiche sugli omicidi in Italia, anche nella loro distribuzione territoriale, noi siamo in questo momento nel 2023 in una situazione che è molto migliore, molto più rassicurante, se il tema è quello della sicurezza percepita, rispetto a pochi decine di anni fa. Faccio un esempio: nel 1990 in Italia ci sono stati più di 3.000 omicidi, quasi 10 al giorno, 8-10 al giorno. Nel 2021-22 la media è di 300. Questo significa che gli omicidi in 30 anni in Italia sono diminuiti del 90%. E questo è un dato sicuramente molto positivo, che nella soggettività quotidiana, sentendo le notizie, magari non percepiamo, non ci possiamo rappresentare, ma effettivamente la società italiana è cambiata e da questo punto di vista è diventata più sicura, relativamente più sicura, il che ovviamente non toglie rispetto alla drammaticità dei singoli eventi e del fatto che la loro concentrazione temporale e spaziale in determinati momenti o situazioni può dare l'impressione soggettiva legittima che ci sia una situazione di scarsa sicurezza. Ma guardando gli elementi statistici possiamo vedere che nel complesso stiamo andando verso un modello sociale in cui questi eventi sono fortunatamente più rari. E l'ultimo episodio, senza entrare nel merito di quelle che saranno le indagini, l'evoluzione, questa anziana che sembra essere stata uccisa,
per una rapina, questo almeno, cioè la vita ormai non ha, sembra avere sempre meno valore, si uccide anche magari per pochi spiccioli. Che cosa sta succedendo, Presidente? Se è possibile fare un'analisi psicologica. Così è sempre difficile dare una valutazione psicologica chiaramente su singoli casi di questo tipo. Purtroppo ci possono essere situazioni che effettivamente degenerano per motivi individuali o situazionali specifici e che portano appunto a questi esiti che creano una forte impressione sociale, proprio perché in particolare anche la vulnerabilità della vittima, quella che è la efferatezza percepita dell'evento, quello che è successo, vanno a colpire il nostro senso di giustizia sociale, il nostro assunto di base sul mondo per cui le cose brutte dovrebbero capitare solo alle persone che se lo sono meritate e le persone fragili dovrebbero essere rispettate. Una sorta di regola zero, di assioma che abbiamo fin da quando siamo piccoli e che ci portiamo dietro. E ogni volta che gli eventi vanno a violare questa sorta di assunto di base su come dovrebbe funzionare il mondo, il nostro senso di sicurezza e di indignazione sociale ne viene molto attivato, ci inquieta, ci perturba profondamente. E questa situazione, questo tipo di situazione per cui sembra veramente frutti di motivi, una vittima vulnerabile, ci crea un'ansia assolutamente comprensibile e fisiologica. Ma siamo, tra virgolette, fatti così, siamo costruiti così. Le situazioni che hanno queste caratteristiche ci colpiscono maggiormente e ci creano un'ansia maggiore. Grazie al Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto Luca Pezzullo, grazie alla dottoressa Jessica Spader, Vicepresidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, grazie davvero per essere intervenuti e per aver affrontato insieme questa tematica così delicata, grazie davvero per averci fatto sentire la vostra posizione, grazie ad entrambi naturalmente, buon lavoro e a presto. Grazie a voi. Grazie, noi siamo in chiusura, vi ricordo questa sera a partire dalle 21:15 in diretta, nuovo appuntamento con Ring, ospiti Fabio Crea, sindaco di Fabio Crea di Fratelli d'Italia, Marco Zabai del Partito Democratico, Alda Vanzan, collega del Gazzettino, Corrado Cortese di Più Europa e poi tema, naturalmente ci sarà la politica in primo piano e una tematica è ancora nord contro sud, ne parleremo insieme al sindaco di Messina Cateno De Luca e al collega di Treviso Mario Conte. Appuntamento dunque questa sera a partire dalle 21:15 su Antenna 3, naturalmente grazie a voi per averci seguito, l'informazione torna questa sera a partire dalle 18:30, buon pomeriggio.